Siamo pronti. Un saluto a tutti, bene e buona festa, buona dia desta Sardegna a tutti. Già scesi e si aspetta adesso non merici prene cose, preno di intervento, preno de ospiti, se usa conta cosa armeda, de sardus che funti movius, de invece strangius che funti news, che noi funti sardus, aspetta funti in Sardegna de Dior Armeda, e usa cercare di non allegare troppo, perché sa gente che deve allegare oi è meda, e quindi non volevo essere troppo lungo. Parleremo in italiano e in sardo, un po' in italiano, un po' in sardo, perché quasi tutti quelli che sono qui parlano in sardo, però ci sono anche persone che non conoscono bene la lingua e quindi cercheremo un po' di alternare. La prima parte è dedicata alla storia dei migranti, la seconda parte alla storia delle migrazioni. Prima però partiamo con i saluti istituzionali. Chiamiamo Antonina Ascano, direttore generale dei beni culturali, che saluta, e poi qui c'è anche l'assessore Claudia Firino che sentiremo tra poco. Benvenuta. Grazie. A noi piace stravolgere le scalette. Infatti mi rendo conto che è stravolto tutto, visto che non era previsto. Benennidos a tutti, so saldos de fora e so saldo de intero, e te devo andare. Mi fa che piacere, devo salutare, fino a se è stata una cosa un po' improvvisata, e te devo andare, o canno pure l'abbiamo fatta finalmente, finalmente non pago in rischio, la finanziaria è stata approvata in ritardo, quindi abbiamo il debito correre più che mai, il de sempre questa volta, proprio da resessire. Però ormai abbiamo questo ufficio e i colleghi sono allenati e la fa che fino a che pago tempo. Quindi speriamo che fino a questa volta resessiamo a fare queste cose tutto e come devono essere fatte. Grazie a tutti per essere venuti a questa festa. È una festa questa pure, ogni volta che la gente si odia. Deve essere una festa, però a ragionare le cose che a tutti non toccano, di ogni maniera, a chi è che dispiacere, a chi è che impiacere, però sempre bisogna andare a ragionare in modo che a da che ci confrontiamo, se poi qualche cosa è buona non resti sempre ai fuori, da questo confronto. Quindi io, fino a procuitare come tannato questa presentatrice, torno la parola all'assessore, che invece vi saluta da più istituzionalmente de a mie, dato che è stessa che ha proposto a questa giunta e la giunta ha approvato su tema de OE e tutto il programma che si deve fare, quindi buon la passo e buon ringrazio tutti. Assessore Firino è pronta, tenete sul microfono, assessore si saluta, ma si conta fine su senso dessa festa di oggi e fine del senso che si è aggiunta a Polionai scendendo su tema di Occanno che è su Sardegna terra dei migranti, che commenta ogni anno, assessore, non è passata senza polemica, però assessore, no, mi voglio togliere qualche sassolino dalla scarpa, intendevo. Ho detto questo. Buonasera a tutti e benvenuti. E il benvenuto è particolarmente sentito perché qui di fronte a me e qui poi a fianco a me fra qualche minuto ci sono, sì forse un pochino più vicino, un pochino di più, ci saranno persone che vengono da lontano e che sono venute qui proprio per parlare e riempire di contenuti e dare un senso profondo a questa edizione 2016 di Sadia della Sardegna. Nello scegliere il tema di quest'anno io mi sono interrogata su un dato semplice: chi siamo e quanti siamo? La prima domanda è molto impegnativa e penso che alla fine di questa serata avremo qualche risposta importante. Quanti siamo? Secondo l'Istat noi siamo circa 1,5 milioni. In Sardegna i sardi sono 1,5 milioni. Ma in realtà noi non siamo 1,5 milioni, siamo molti di più. Perché da oltre un secolo siamo un popolo in movimento, un popolo che si sposta, un popolo che oltre a costruire cose importanti qui in Sardegna ha provato a cercare il proprio futuro, la propria strada lontano dalla nostra terra. E poi ci sono le persone che hanno scelto invece la nostra terra come terra del proprio futuro, come terra in cui costruire la propria vita e quella dei propri cari. Quindi la risposta a questa domanda è evidentemente una risposta molto complessa, è una risposta che ci pone molti interrogativi. Da qui la scelta di
parlare di migrazione, parlare di migranti parlare di migrazione, parlare di migranti e interrogarci quindi sul senso della nostra identità, sulla nostra storia e su quanto questi spostamenti, queste migrazioni condizionano la percezione di noi stessi. È una storia, quella delle migrazioni, una storia spesso rimossa, così come la storia invece delle migrazioni attuali è spesso relegata alla cronaca, è vista solo come un fatto di cronaca. Per questo abbiamo pensato che la riflessione sulla migrazione, la riflessione su come questo movimento, su come tutto questo si riflette sulla nostra identità e sulla nostra cultura, fosse non solo una riflessione importante, ma una riflessione che ha molto a che vedere su quelle scelte che nel 1993 hanno portato a istituire Sa Diede Sa Sardegna e a riconoscere quel 28 aprile del 1794 come la giornata del popolo sardo. In quella giornata avvenne un'insurrezione, io non mi addentrerò in dettagli storici, però avvenne un moto d'orgoglio, un inizio di un moto rivoluzionario condizionato non solo da un disagio che la Sardegna stava vivendo, ma anche di tante idee che circolavano e della storia di quel momento. C'era la rivoluzione francese, c'erano dei moti simili in altre regioni d'Europa. Quindi la Sardegna era collegata a tutto questo ed era parte di una storia più ampia. E quella storia, quell'evento ha avuto un momento di grande forza, ma ha avuto poi un ripiegamento non positivo per la nostra terra. E se si analizzano molte testimonianze, molti scritti, molte riflessioni su quel periodo, si dice che uno degli elementi che ha portato al piccolo, insomma, al non successo di quella rivoluzione è stato il fatto che i sardi, chi ha animato quel momento, non ha trovato poi unità, non ha trovato la forza per tenere insieme tutte le istanze che hanno portato a quella sollevazione del 28 aprile. E allora forse l'unione, la difficoltà a considerarci popolo, la difficoltà ad essere uniti, la difficoltà a lavorare e a muoverci tutti verso la stessa direzione è un qualcosa, è un elemento, è un portato che quel 28 aprile ci lascia in eredità e che ci deve spingere ad una riflessione, ci deve spingere forse a un cambiamento nella nostra consapevolezza, un cambiamento nella nostra azione comune nel momento in cui parliamo di riscatto, parliamo di rivendicazione, ma poi spesso non siamo uniti e determinati nel portare avanti quelle istanze. In questo elemento, in questa riflessione, anche in questa occasione ci sono state delle divisioni, ci sono state delle polemiche che da un lato suggeriscono il fatto che il tema è un tema comunque sentito, un tema che crea dibattito, è un tema che esiste, è un tema che comunque ha una sua importanza. Però io davvero ho avuto e ho difficoltà a capire come la migrazione, a capire come una parte così importante della nostra storia possa essere considerata altro dalla riflessione su noi stessi, sulla nostra identità, sulla nostra storia vista non come un elemento statico e immobile, ma sulla nostra storia ci si interroga sempre per capire che cosa siamo oggi e dove vogliamo andare domani. I movimenti, la migrazione, gli spostamenti, le storie che sentiremo stasera
sono parte di questa storia, ma sono parte della nostra storia, ma sono parte soprattutto del nostro futuro. E per questo motivo quello che appunto io ho visto davvero come un qualcosa di rimosso, di relegato e di oggetto di polemica, l'ho voluto portare all'attenzione di questa edizione di Sadia di Sardegna, proprio perché il senso profondo della celebrazione della giornata del popolo sardo è quello di fare delle riflessioni, fare dei ragionamenti che ci portino a capire, a sciogliere dei nodi e a costruire tutti assieme la società di domani, a costruire tutti assieme un popolo, perché di questo stiamo parlando, un popolo capace di marciare unito, di essere unito e di essere soprattutto scusate, di essere unito e di essere soprattutto determinato nel... Sì, un po' d'acqua, scusate. No. La concludo prima dell'acqua, l'acqua la facciamo dopo. Arriva anche Dicevo, unito e determinato, sono gli scherzi dell'emozione, dell'emozione perché davvero è un... Grazie. Bene così. Dicevo un'emozione perché questa giornata e questo tema è un qualcosa che, come dicevo, abbiamo fortemente voluto perché riteniamo, davvero concludo e lascio lo spazio agli interventi che seguiranno, ritengo che questo sia uno dei temi fondamentali per ragionare su quello che vogliamo diventare, sul futuro della nostra terra e sulla idea di comunità, sull'idea di accoglienza, sull'idea di identità, che è un'identità forte ma è anche un'identità plurale che vogliamo dare ai nostri figli e alle persone che oggi e che soprattutto in prospettiva cercheranno nella nostra terra, nella nostra comunità un senso di identità, un senso di accoglienza, un senso di comunità che deve essere quindi aperto, inclusivo e forte di questa storia importante. In conclusione voglio ringraziare chi ha reso possibile questa giornata. Non ho fatto a caso intervenire il direttore generale perché la struttura, l'assessorato, la regione ha ovviamente ha un ruolo fondamentale nell'organizzazione di questo, come di tutte le iniziative che portiamo avanti. Ringrazio Paola per la moderazione di questo dibattito. Ringrazio tutti gli ospiti che, nonostante tempi davvero ristretti, hanno voluto essere presenti qui, ritenendo evidentemente importante essere presenti qui ed essere parte di questa riflessione ed essere protagonisti di questa edizione di Sadia di Sardegna. Ringrazio la compagnia cantante che darà ordine e disordine ai pensieri che verranno fuori da questo dibattito, con un momento musicale che riflette quello di cui parleremo stasera, perché ci saranno tutte le sfumature dell'arte e della musica rilette appunto da un lato più tradizionale, da un lato più contemporaneo e dalle comunità io spero di nuovi sardi da domani che abitano la nostra regione. Chiudo facendo gli auguri di Buona Dia di Sardegna a tutte e tutti, e l'augurio più grande è quello di vivere momenti come questo, come tutti i momenti che verranno organizzati, che saranno organizzati per celebrare il Sadia di Sardegna. Penso alle scuole che lavoreranno tutto l'anno su questo tema, come un'occasione importante per riscoprire
il senso della nostra comunità, della nostra identità, della nostra cultura, che non è statica, che non è un qualcosa da celebrare cristallizzato in una teca, ma un qualcosa in continuo movimento, e questo movimento non è un pericolo, ma è una ricchezza per tutti noi. Grazie. Grazie Assessore Firino. Grazie all'Assessore Claudia Firino anche per la sintesi, perché avremo tanti ospiti. Entriamo nel vivo degli interventi, iniziamo a sentire le storie a cui faceva cenno anche l'assessore poco fa, partendo proprio dalle storie dei migranti. Iniziamo con Serafina Magia, che è la Presidente Fasi, che mi raggiunge qua e che ci racconta il lavoro importante che sta facendo lei da quando è stata eletta, il lavoro importante che fa la Fasi, e magari, se parte a beneficio anche dei tanti colleghi giornalisti che sono qua, anche da qualche numero, per esempio quanti sono i sardi che sono nel mondo, visto che anche l'assessore è partita dai numeri poco fa. Beh, intanto voglio ringraziare l'assessore e la giunta che ha dedicato questa giornata del suo popolo sardo al suo popolo. Noi siamo il popolo sardo che vive fuori, che festeggia Sadiessa Sardigna in varie parti del mondo, che racconta la storia della Sardegna. La impara a volte nei circoli, perché siamo partiti senza avere una cultura scolastica. Ai nostri tempi non si raccontava la storia della Sardegna, ma si raccontava tutta la storia del mondo, fuorché quella della nostra isola. Quindi i nostri partivano, sapevano solo il sardo, la storia del proprio paese, ma non c'era una coscienza di una storia comune. E festeggiare Sadiessa Sardigna col popolo sardo. Ripeto, non capisco alcune polemiche su questo fronte. Noi abbiamo festeggiato Sadiessa Sardigna anche molto prima, e facevamo le feste sarde del popolo sardo che stava fuori anche prima del 93. L'emigrazione sarda come numeri, come storia, e forse la parola migrazione è una parola dolorosa, e quindi per questo, come già diceva l'assessore, a volte è rimossa, perché in ogni famiglia sarda credo ci sia una storia di emigrazione, ci sono parenti lontani di cui magari si è anche persa traccia, o che si incontrano solo d'estate, soprattutto da quando la Sardegna è diventata una meta molto ambita, e allora anche magari terze e quarte generazioni ritornano a cercare la propria terra. Quindi è una storia che ci tocca a tutti, ma è una storia che parte sempre da un fatto doloroso, che è quello del distacco del mare, perché anche noi abbiamo passato il mare, avevamo il mare che ci divideva dal resto del mondo, e quel passaggio lì simbolicamente ma anche realmente era il momento più doloroso per chi restava e per chi partiva. La storia dell'immigrazione, abbiamo pochi documenti relativi all'Ottocento, però sicuramente c'è stata, e abbiamo testimonianze di emigrazioni prima della Prima Guerra Mondiale. Erano emigrazioni che venivano fatte con la venuta in Sardegna, come nel Veneto, nelle regioni italiane, di agenzie che reclutavano le persone per andare a colonizzare l'America Latina, in Brasile, con contratti che venivano firmati qui in Sardegna e che molto spesso, arrivati a Genova, non esistevano più, per cui molti di questi tornavano in Sardegna oppure si perdevano nel tempo. Quindi c'è stata questa prima emigrazione di cui ancora non abbiamo tanti documenti, ma sono nominati nel primo incontro di sardi fuori dalla Sardegna, fatti a Roma nel 1914, quando anche dietro ispirazione di Grazia Deledda e di intellettuali e politici che vivevano fuori dalla Sardegna, molti professori universitari provenivano, come ci ricorda Paolo Pulina, dall'Università di Pavia, lo zio di Italo Calvino ad altri scienziati sardi, che fecero un primo convegno per discutere i problemi della Sardegna a Roma, dove si fa cenno. Loro erano dei privilegiati, facevano parte della borghesia, dell'aristocrazia, però c'è un cenno in questa
in queste relazioni c'è il pensiero a chi ha lasciato la Sardegna in miseria, ai sardi sparsi nel mondo che sono partiti in cerca di fortuna, e alla miseria e alla mancanza di sviluppo dell'isola. Quindi partiamo lì, questi sardi fuori dalla Sardegna, uomini di successo, non tagliano i ponti con la propria terra. Forse certo non si sacrificano a ritornare qui, a lavorare qui all'interno della Sardegna, stanno fuori, forse hanno anche un dispiacere, un rimorso, e quindi si sentono coinvolti, si mettono al servizio della propria isola, pur non avendo motivazioni di frustrazioni, perché sono tutte persone di successo, per far questo. Questo per dire da che cosa partiamo. L'altra grande migrazione, che ricordiamo anche a 100 anni dalla Grande Guerra, è una migrazione forzata che abbiamo avuto con la guerra dei nostri soldati, tutti i soldati sardi, non solo quelli della Brigata Sassari, che vengono messi su una nave e portati a combattere in Terranzena, Toturocas, poi non c'erano le pianure nelle trincee. E questa è la prima grande migrazione di massa di giovani della Sardegna portati fuori, molti dei quali non tornarono, però in quel fatto avvenne una cosa grandiosa che sta alla base, alle fondamenta forse di esserci coperti sardi. Esiste il popolo sardo dei combattenti, si ritrovano sulle trincee, ognuno parla la propria lingua del proprio paese, e dagli altri vengono riconosciuti come sardi, vengono messi insieme perché quegli uomini lì possono essere guidati soltanto da altri sardi, e tra questi quello che ricordiamo e che è alla base di questa storia da cui nasce l'idea di popolo sardo e quindi poi di autonomia, è Emilio Lussu. I giorni scorsi i circoli sardi del Veneto hanno fatto un convegno a San Donà di Piave, dove Emilio Lussu combatté con la sua brigata e dove incontrò poi, fu nel paese di San Donà di Piave dove questi paesi furono distrutti perché quella guerra distrusse queste terre, e dove la brigata è ricordata sia per il suo valore ma soprattutto per la disponibilità e la difesa che facevano delle genti sfollate, delle genti che scappavano. Il convegno ha visto la presenza di importanti storici e analizzava il rapporto che nasce e la coscienza di Emilio Lussu, interventista, che prende in quel momento, in quell'atto, e proseguito poi nella sua storia di vita e politica che lo fece percorrere un pezzo della sua storia assieme a un personaggio che era nato a San Donà di Piave, che era Silvio Trentin, col quale poi fece parte della storia d'Italia. Ecco, questo questa digressione per dire che cosa fanno anche i sardi fuori dalla Sardegna ancora oggi. L'altra grande migrazione fu proprio in seguito alla Prima Guerra Mondiale. I reduci che tornano in Sardegna con grandi speranze, con l'idea di poter cambiare le cose, con una coscienza nuova, si imbattono in una situazione che non cambia, e con il fascismo. Chi non vuol restare sotto il fascismo, c'è questa emigrazione verso il Sud America di tanti antifascisti, e questa dura fino al 21-22, dopodiché per un certo periodo si assesta il flusso migratorio, che invece riprende nel dopoguerra, in una prima fase tra gli anni 50 e 60, un'emigrazione verso il Lazio, verso la Toscana, verso Roma, di intere famiglie di pastori nelle campagne romane. Invece negli anni 60-70, in quel decennio, la grande altra emigrazione che riguarda i giovani pastori, contadini, che vanno via dalla Sardegna verso il triangolo industriale e verso l'Europa. E questo è stato il flusso
migratorio più importante, quello su cui oggi nasce, è nato e continua a vivere la storia della rete dei sardi nel mondo, perché questa grande immigrazione contemporanea che ha svuotato i paesi della Sardegna, parte sono ritornati nei decenni successivi, però il sogno di ritornare non è valso per tutti, oppure si è tornati, le condizioni erano con l'illusione del piano di rinascita e ci sono state anche le migrazioni di ritorno. A questa l'altra migrazione verso l'Europa che aveva bisogno di braccia e che è venuta a fare i contratti come i primi del secolo, gli affaristi dell'America Latina, a fare i contratti governativi sulle braccia, prendendo i minatori con le miniere che chiudevano del Sulcis Iglesiente e con le fabbriche, le città e con le peculiarità dei muratori sardi e di paesi che invece avevano questo tipo di attività trasferiti a ricostruire le città della Germania, le città dell'Europa. Questa emigrazione si è un po' fermata negli anni *80, ma oggi è sempre continuata e oggi assistiamo non solo alla Sardegna ma in buona parte dell'Italia di questa immigrazione di giovani, questa volta con una cultura elevata, con una preparazione fatta in Sardegna da una buona scuola, che però non trovano prospettive e non vedono il loro futuro qua. Questo si sposa anche con un discorso di globalizzazione, di un mondo che ormai si muove e quindi non è una cosa completamente negativa. Che cos'è? Quindi le cifre sono, nel 71 in Europa erano conteggiati 280.000, però il dato non è certo, perché quel conteggio valeva per chi aveva mantenuto la cittadinanza italiana, quindi non gli emigrati che erano stati costretti a scegliere tra la cittadinanza italiana e la cittadinanza delle nazioni di accoglienza per vari motivi, sia per motivi magari di lavoro, ad esempio c'era la Francia che anche già tra le due guerre incentivava la cittadinanza francese per aumentare il numero della propria popolazione, oppure scelte per matrimoni, penso alle donne in Europa, nei paesi dove esisteva il divorzio, che scelgono di prendere la cittadinanza del paese dove sono, perché in caso di divorzio ovviamente i figli venivano, l'affido dei figli veniva privilegiato per i propri cittadini e non certo per le donne. La fermo un attimo, Presidente Maggio, sì, perché se no ci dilunghiamo tantissimo. Qual è la relazione adesso dei circoli con la terra madre? Perché sono importanti questi tanti fratelli sardi che sono sparsi in Europa e nel mondo per la Sardegna? Beh, questi fratelli sardi sparsi nel mondo intanto hanno contribuito allo sviluppo della Sardegna, perché quelli che sono partiti in quegli anni i soldi non li spendevano in Belgio o in Francia o in Germania, ma li inviavano a casa. Molti di loro hanno ricostruito i paesi e le case, non hanno mai avuto una casa in questi paesi di immigrazione e ce l'hanno qui, quindi questo è quello che già hanno dato. Cosa rimane dei circoli e cosa servono ancora oggi e che cosa svolgono? Allora, nati come centri di aggregazione e di socializzazione in un momento doloroso dell'emigrazione, ma anche per ritrovarsi. Queste persone parlavano sardo e quindi neanche italiano, quindi non conoscevano la lingua, quindi per un movimento di assistenza e di coraggio. Su questo devo dire poi la Regione è intervenuta anche con degli aiuti sia individuali, ma ha favorito l'organizzazione. Nell'organizzazione si prende anche coscienza dei propri diritti e quindi sono servite poi come luoghi di presa di coscienza dei propri diritti nei confronti dei paesi dove stavano. Si è aperta poi al mondo dove si trova e con l'orgoglio della propria identità e della propria cultura, quindi portandola nelle città dove si vive, facendola conoscere. Siamo stati, io dico sempre, i primi esperti di marketing che hanno portato fuori i prodotti sardi, che hanno fatto conoscere la Sardegna. Questo legame continua e rimane anche nelle seconde e terze generazioni ed è reale
ed è reale perché si concretizza nella volontà e nell'andare avanti nei circoli con il lavoro del volontariato a creare eventi culturali, perché attraverso la cultura che si aprono le porte anche delle istituzioni culturali, dei luoghi dove siamo, e dietro la cultura va l'economia, va il lavoro, vanno le competenze, vanno i prodotti sardi e va la difesa dell'ambiente sardo. Penso che noi per primi ci siamo accorti uscendo fuori di quanto era bella la Sardegna in confronto alle terre forse dove si andava, e quindi siamo legatissimi al fatto della salvaguardia dell'ambiente della Sardegna. Abbiamo preso coscienza di problemi della Sardegna, i trasporti. Il mare da attraversare va fatto con dei mezzi, quindi abbiamo sollevato molto tempo prima di quanto se ne siano accorti i sardi, di quanto era difficile raggiungerla. Tutto questo, tutta questa ricchezza nasce da quella emigrazione. Chiaramente i tempi sono cambiati, abbiamo altri mezzi di comunicazione, abbiamo le reti, ma questa rete, tutto parte da questa rete. Dobbiamo pensare a come continuare a mantenerla. Purtroppo in questi ultimi tempi, voi la crisi della Sardegna, voi la crisi di risorse, c'è una crisi di crescita e di riposizionamento anche dell'attività dei circoli, che secondo noi andrà verso la creazione di agenzie e luoghi culturali, sul fronte culturale, sul fronte della promozione economica e sul fronte ripeto, dei problemi che toccano la Sardegna. È triste vedere che ancora abbiamo tanto da fare, ma quello che bisogna porsi è che, così come è successo con l'emigrazione storica fino ad oggi, questo legame esiste, secondo me c'è anche nei giovani che emigrano oggi, quindi sarà vedere come questo legame deve essere istituzionalizzato, deve essere o no, e deve essere mantenuto, perché arricchisce la Sardegna, perché porta competenze, porta esperienza, porta l'apertura verso le altre culture. Non avere un percorso e non avere una storia dell'emigrazione, io dico, ma non solo in Sardegna, io vivo nel Veneto, in Italia, ha portato sì che noi oggi affrontiamo con paura questo fenomeno e parliamo solo dei problemi che porta. Se noi guardiamo la nostra storia forse avremo meno paura, perché anche noi eravamo lasciati fuori dai bar, dagli ristoranti, eravamo considerati sequestratori in Toscana, ecco. La storia purtroppo a volte non insegna niente, ma soprattutto non esiste questa storia nei libri di scuola, sarebbe ora di farla entrare. Grazie Serafina Magia, ci sarebbero veramente tante cose di cui parlare, abbiamo tanti interventi, intanto grazie, tra un po' sentiamo il prossimo intervento, però Claudia Ferrino voleva specificare una cosa prima? No, tra i ringraziamenti volevo ringraziare il posto in cui ci troviamo in questo momento, il Teatro Massimo che ci ospita, che fornisce davvero una bellissima cornice a questa serata. Grazie Assessore, noi continuiamo a sentire ancora le storie che saranno protagoniste questa sera. Ci spostiamo in Belgio e ci raggiunge Giovanna Corda, che ringraziamo per essere con noi stasera, che ci racconta l'esperienza, intanto l'esperienza certo di migrazione, ma anche l'esperienza politica, perché Giovanna Corda è stata la prima eurodeputata di origine sarda ad arrivare a Strasburgo, è attualmente vice sindaco di un paese, di una cittadina in Belgio. Ci racconta un po'. Sì. Buonasera a tutti. Sadia della Sardegna, vesta del suo popolo sardo, sono contenta di essere in oggi con voi. Per me è sempre un momento molto meda importante di mi agattare su questa isola mia. Voi spari di strano che vedo in sardo? No. No, ma voglio dire una cosa, babbo e mamma hanno dentro intelligenza di narrare, ecco, figlio mio, siamo arrivati in un paese, in noi devi gestionare su francese, è il normale, ma non dobbiamo dimenticare la lingua nostra. Dunque, per me, la mia lingua materna, la prima, è su sardo.
Ecco, dunque mi pare che io è più bello da Serinoghe. Mi scuserete se in italiano certe volte faccio uno sbaglio, ma per capire sono andata in Belgio, non avevo nemmeno 4 anni. Dunque la mia lingua che ho studiato lì e che ho insegnato perché ero professoressa era il francese. Dunque ho presentato in un modo ben organizzato, così le cose sono molto più chiare. Prego. Carissimi amici, sono veramente felice di essere qui con voi. Prima di tutto vorrei ringraziare l'assessore che mi ha anche telefonato personalmente per chiedermi di essere qui con voi. E dico che sono stata molto contenta perché sono arrivata per un giorno, perché ieri sono arrivata e domani mattina presto parto, perché in comune ho organizzato da 15 anni che sono stata eletta vice sindaco l'Europa e il mondo. Ho aggiunto il mondo perché, lo dirò dopo, per me è importantissimo. Complimenti per quello che ha detto. È una cosa che mi sensibilizza molto nelle scuole. Dobbiamo svolgere un compito molto importante. È lì che bisogna iniziare questa apertura verso il mondo. La Sardegna ha dovuto lasciare partire migliaia dei suoi figli verso altri paesi, altre culture, altre lingue. Tra questi c'erano anche i miei genitori circa 60 anni fa. Questi orizzonti diversi erano complessi. La lontananza a s'epoca, andare in Belgio è come andare a Luna, come, era molto triste. Non c'era la possibilità di anche avere un legame tramite la televisione, non esisteva tutto quello. E poi neanche il telefono, non è che uno telefonava in Sardegna spesso. Ci sembra strano perché adesso ecco abbiamo lo smartphone, abbiamo i mezzi di comunicazione che nemmeno 60 anni a livello di una storia, niente, era ieri, eppure ci sono dei progressi enormi che sono stati fatti, è meglio così. Allora, una cosa che Serafina vorrei veramente dire, Assessore, i circoli sardi hanno svolto una cosa indispensabile, il legame con la Sardegna. Posso parlarne perché io, a 18 anni, ero presidente dei giovani sardi nell'associazione che avevamo nel paese. Dunque mi ha permesso di mantenere ancora di più questo legame, perché lì abbiamo frequentato tanti sardi, e per quello io certe zone della Sardegna, su Gallurese, quello non lo capisco, ma gli altri sardi sì, perché sono stata abituata a sentire questi sardi diversi, è una ricchezza. Dunque ci ha permesso, grazie Serafina, grazie per tutto quello che fate per noi. Quello vorrei veramente dirlo pubblicamente, perché è molto importante. Dunque abbiamo anche, e quello lo tenga molto presente, non solo tra sardi, ma abbiamo chiesto ai belgi di venire nelle nostre associazioni. Sono venuti, anch'io sono venuta parecchie volte con viaggi con loro per far scoprire la Sardegna, ma quelli che sono qui non se ne rendono abbastanza conto. La Sardegna è un'isola stupenda, ha dei potenziali molto importanti. Abbiamo un'isola che potrebbe, spero, portarci anche dal punto di vista economico, ma bisogna sfruttare le risorse che ha. E sono sarda, dunque posso dirlo, i sardi non abbiamo abbastanza lo spirito imprenditoriale, quello non ce l'abbiamo. Io vedo in Belgio che, per esempio, i siciliani sono tutti imprenditori, si danno da fare, è un popolo che veramente, ho detto,
certe volte dico, un po' di siciliani qui ci farebbe bene, perché si infilano, fanno delle cose, bene così, si danno tanto da fare. Ecco, dunque i sardi tentate di svegliarvi un po', ma anche noi, dunque... Allora, essere figli di emigrati ha meno male anche tanti vantaggi. Per esempio, il fatto di essere cresciuta in un altro paese mi ha arricchito di una doppia cultura. È importantissimo quello. Personalmente non abbiamo avuto nessuna difficoltà di inserirsi, perché 15 anni fa sono stata eletta vice sindaco del paese dove mio babbo è arrivato proprio come minatore. Allora vi dico, quando arrivo al Grand Ornu, che conosci, che era un centro minerario dove babbo proprio è arrivato lì, e adesso sono assessore della cultura, perché la cultura è quella che permette di far crescere l'individuo, è importante. Quando mi trovo lì è sempre con molta emozione, perché dico, babbo è arrivato proprio lì, sono vice sindaco e poi assessore alla cultura. Non è per un orgoglio che è negativo, è una fierezza di sapere che posso rendergli un omaggio così. Allora, tutto questo fa sì che mi considero cittadina del mondo. E cosa significa? Prendere un albero e piantarlo in un'altra terra, quest'albero per crescere richiede un terreno fertile e delle condizioni ottimali per vivere. L'immigrazione e l'immigrazione, che oggi interessa anche la Sardegna, perché questo è il suo progetto di parlarne, non è uguale per tutti. Esiste un problema di solidarietà, in particolare tra la società occidentale e i paesi terzi. Si tratta chiaramente di un argomento molto delicato e che deve essere gestito al meglio delle nostre capacità, in quanto rappresenta un problema umano. Benché il mio approccio personale sarebbe di dire accogliamo tutti. Capisco che certo non è semplice nella pratica, ma alcuni elementi sono necessari perché in Europa lo sviluppo economico e demografico dell'Unione ci fa capire che noi figli non ne facciamo più. Dunque domani abbiamo assolutamente anche bisogno di questa manodopera, e aggiungo senza sfruttare, perché l'essere umano deve essere considerato sempre, in ogni cosa che facciamo, il centro delle nostre preoccupazioni. Se pensiamo al livello del nostro mondo, 3% solo della popolazione si sposta, non è che sia un granché, è perché certo qui in Italia, quando vediamo le immagini di Lampedusa, ci fa male e l'Italia è in una posizione molto difficile, quello lo capisco, ma dobbiamo anche pensare che certe persone sono partite, hanno lasciato l'Italia perché avevamo una dittatura, avevamo Mussolini, e quello penso che non bisogna anche dimenticarlo nel nostro approccio di queste persone che partono perché c'è una dittatura. Ma vorrei ritornare in Belgio, che è stato un paese con tante culture. Io ho vissuto in una città, come dicevamo, tante nazionalità. Per me è stato una ricchezza di conoscere tutto questo, ma adesso il paese che gestisco ci sono quasi 30% di disoccupati. Dunque tutto questo crea certo dei problemi. Quando babbo è andato con un contratto come minatore, questo problema non esisteva perché tutti lavoravano.
Allora, quando c'è il pieno lavoro, uno non è che dice questo mi prende il lavoro, no, tutti lavoravano, tutti erano nella stessa, voglio dire, via di mezzo, non è che un bambino aveva più di un altro, dunque era più, le cose più uguali, era anche un po' più semplice. Se mi permette, ho fatto qualcosa per... allora, ho vissuto in una famiglia dove era normale, eravamo emigrati, babbo minatore, sono nata a Carbonia e dunque ho lavorato in miniera, era il mio mondo. Ma crescendo ho detto, ma non ho reso, quando babbo è partito, non gli ho dato quello che volevo, cosa posso fare? E ho fatto un libro. Allora, cosa ho fatto? Questo per lei, assessore. Ho chiesto a 25 famiglie italiane di darmi le loro fotografie private e ho fatto un libro che, con dei temi. E 6 mesi di lavoro, è stato un lavoro che mi ha preso d'emozione. Le fotografie sono rimaste tale quale e quando ho avuto la fortuna di andare al Parlamento europeo ho messo tutto il budget della comunicazione e Schulz, quando sono andata a presentare il progetto, mi ha aiutato e dunque ho fatto una mostra al Parlamento europeo a Bruxelles. Il primo libro l'ho regalato a mia mamma, lì al Parlamento, dietro c'era l'emiciclo, dunque era una cosa che uno non dimentica mai. Se permette posso leggere quello che ho scritto, perché questo vale per tutti. A mio padre: hai lasciato il tuo paese, hai lasciato la tua famiglia, hai lasciato i tuoi sapori, hai lasciato i tuoi profumi. Sei partito in esplorazione per costruirci un mondo migliore. Hai lasciato il sole, hai lasciato la luce per andare a raschiare le viscere della terra. Hai fatto una scelta e là resterai. Ma è stata una scelta? Probabilmente no. Hai lasciato i mandorli, hai lasciato i ginepri per essere vicino alle colline del carbone. Questa avventura, nostra madre, così fiera e degna, l'ha vissuta al tuo fianco. A mia madre: non volevi lasciare colui che ti ha partorito, ma tuttavia hai seguito colui che hai amato. Il tuo dovere era quello. Ti sei impegnata a camminare al suo fianco, nel bene, nel male. Col cuore in lacrima sei giunta qui, ma ben presto ci hai confortato. Con forza e saggezza ti sei comportata, sul cammino della vita ci hai guidato ed altre bellezze ci hai insegnato. Il sole lo hai portato con te, hai riscaldato i nostri corpi, ma soprattutto i nostri cuori. Ti sei sacrificata senza pensare a te. La tua vita ci hai donato. Babbo troppo presto ci ha lasciato e tu sei stata madre e padre insieme. E questo è molto importante. A voi due, 50 anni, 60 anni fa, una nuova vita cominciò. Di italiani ce n'erano tanti. I nostri vicini venivano da lontano, da tutta l'Italia e dall'Europa. E qualche anno dopo, dalla Turchia al Marocco, si viaggiava non facendo che 3 passi. Abbiamo vissuto numerose feste a degustare il couscous, gli spaghetti, i ravioli, le patate fritte, che delizia. Delle musiche ne avevamo pieno la testa, solo gli strumenti erano differenti, dal djembé alla fisarmonica, dal flauto all'armonica, che gioia. Ricchi a un tempo di tante culture e identità, per tutto ciò vi dico grazie mamma, grazie a babbo. Grazie.
Grazie a Giovanna Corda, grazie mille, è veramente un piacere sentire queste storie e ci vorremmo anche trattenere, divulgare un po' di più, però abbiamo tantissimi interventi, quindi ringrazio molto Giovanna Corda per questa testimonianza e anche per il libro che è molto bello, la ringrazio anche l'assessore Firino. Anche un'altra cosa? Allora sì, la cultura, ho detto che era molto importante perché la cultura fa crescere la persona e abbiamo la fortuna che Bussy, il capoluogo è Mons, e il 2015 è stata la capitale europea della cultura, e il sindaco e la giunta mi hanno chiesto di fare un lavoro, come mi piacciono i libri, ho svolto per 2 anni le interviste, è un'amica che è scrittrice, che ha scritto le interviste che ho fatto, abbiamo evidenziato le feste, le persone che sono anziane, i negozi, è un dovere di memoria. Ecco, buon regalo. E spero che possa da piacere e sono stata contenta di essere con voi stasera. Grazie. Grazie. Grazie a Giovanna Corda, grazie mille. Ci spostiamo dal Belgio al Piemonte, ci raggiunge Enzo Cugusi, emigrato a Torino. Chiedo a tutti d'ora in poi di essere molto più brevi, altrimenti rischiamo di saltare qualche intervento e sarebbe un peccato. Sentiamo la testimonianza di Enzo Cugusi. Mi piacerebbe anche sapere come gli immigrati oggi vedono la Sardegna, con un certo distacco e un po' più da lontano. Ma dunque, intanto voglio ringraziare l'assessore. Io purtroppo non ho risposto al telefono come ha fatto, ma ero a voi e quando sono lì mi dimentico dei doveri. E quindi come vedono i sardi, cioè gli immigrati della Sardegna? Ma oggi la vedono con la storia di allora, si continua ad emigrare, no? Un po', cioè non c'è più la valigia di cartone cosiddetta, però c'è lo zaino dei giovani laureati e giovani studenti che vanno nelle capitali del mondo, nelle città del nord Europa e dell'Italia a cercare altra sorte, insomma. E, non so, a Torino ogni anno arrivano tantissimi studenti dalle scuole superiori della Sardegna per iscriversi al Politecnico, all'università oppure in altre scuole di specializzazione. E, insomma, si stimano 200, forse 250-300 studenti all'anno. Naturalmente sono persone... Questi giovani emigrati sentono l'esigenza di avvicinarsi agli altri sardi che... Sì, noi nella nostra associazione facciamo un po' di assistenza, di prima sistemazione, che era il compito che aveva il nostro circolo 50 anni fa. Il nostro circolo è nato circa 50 anni fa per opera di studenti operai sardi che erano emigrati e gli avevano dato un titolo preciso, si chiamava Associazione Democratica Antonio Gramsci. Poi negli anni 90 sembrava che non fosse più di moda e abbiamo un altro nome che si chiama Quintales, che dobbiamo sempre spiegare che cosa significa. Ora per mia iniziativa abbiamo deciso che si torna da Sugonnottu e si chiamerà Associazione Democratica Antonio Gramsci, così non ce lo chiede nessuno, non dobbiamo perdere tempo in spiegazioni. Questo tanto per chiarire. No, e dicevo, questi studenti, poi il problema qual è degli studenti? Che vanno via dalla Sardegna, quindi già la famiglia, la comunità che li ha allevati subisce una perdita, ma la perdita è doppia perché poi non hanno occasione di ritornare. Cioè con sacrificio le famiglie, le comunità gli fanno conseguire la laurea, un master e altre specializzazioni e poi vanno a servire altre economie, servono per altre economie e non tornano. Poi quelli che provengono dalle zone interne, cioè le zone interne hanno in Sardegna hanno il doppio peso, no? Perché i pochi che tornano in Sardegna, che partono dalle zone interne, poi non tornano nelle città del mare, lungo la costa, perché ci sono più opportunità di investimento, o gli hanno detto che c'è il mare, eccetera, eccetera, e quindi i paesi in Barbagia, per esempio, altre zone dell'interno del Logudoro sono disabitate perché appunto un po' sono state colpite prima dall'immigrazione di massa e ulteriormente dopo con il mancato ritorno, insomma. E che volevo dire su questa... Cioè la nostra associazione appunto ha 50 anni,
perché noi a Torino siamo la comunità più piccola delle migrazioni regionali, siamo anche meno dei Molisani, 12.000 persone, 35.000 nell'area vasta, 150.000 sono circa i cittadini piemontesi di origine sarda che hanno un babbo e una mamma nata in Sardegna, insomma. Però siamo quelli più vispi, più presenti, insomma, ci troviamo e soprattutto ci organizziamo. Cioè noi storicamente a Torino per un po' abbiamo gestito folklore e nostalgia, dopodiché ci siamo rimboccati le maniche e siamo diventati un punto di riferimento politico e culturale della città. Nella nostra sede di via San Domenico passava la migliore politica torinese e noi eravamo punto di riferimento per la comunità sarda, ma non solo per la comunità sarda. Noi ospitavamo i primi comitati dei genitori dei decreti delegati della scuola, erano da noi. I primi comitati spontanei che poi hanno dato origine alle circoscrizioni, abbiamo ospitato i lucani, l'organizzazione dei friulani. Questo per dire che noi nei posti dove, cioè io parlo per Torino e il Piemonte, no? Ma noi siamo storia di quel posto, certo. storia attiva, siamo cittadini attivi perché ci siamo dati da fare, abbiamo lottato con quante più persone possibili, come dice Gramsci appunto, no? E che per migliorare la nostra vita, e questo abbiamo fatto. Abbiamo due patrie, come si dice, siamo storia di quei posti, però siamo anche storia della Sardegna, da cui noi proveniamo, insomma, certo. E amiamo quei posti e anche la Sardegna che ci ha generato, però devo dire che l'esperienza torinese per noi e piemontese è quella della nostra emancipazione, del nostro divenire cittadini attivi, insomma. Cioè, dagli anni 60 in Consiglio Comunale, nonostante questa fosse la comunità più piccola, c'era un rappresentante della comunità sarda. Io sono stato per 10 anni consigliere comunale, sì, nel periodo Chiamparino, insomma. Io sono il sindaco di Sardi praticamente, ecco, per dirla, tutti i torinesi gli tocca Fassino, io sono il capo dei sardi della comunità. È il sindaco dei sardi. Sì, il capo riconosciuto dei sardi. Il sindaco dei sardi all'assessore cosa vuole chiedere? Cioè, ha qualche richiesta da fare? No, l'assessore lo voglio ringraziare perché noi non siamo abituati a chiedere, perché il chiedere ci umilia, capito? Quindi io lo voglio ringraziare per aver dedicato il giorno della Sardegna ai migranti. Oh, finalmente. Perché io ho sentito tante di quelle stupidaggini, l'ultima su questa aver dedicato il Salire Sardegna, no? Che è un giorno storico dei sardi che prendono coscienza, si ribellano al viceré Balbiano e lo buttano a mare, insomma, un momento storico di emancipazione, di fierezza sarda, eccetera. Ma oggi un intellettuale sarda in un Twitter ha scritto che abbinare la Salire Sardegna ai migranti è come dedicare il giorno della memoria al bullismo, cioè siamo veramente fuori, cioè non è neanche da commentare questa, ma io l'ho ricevuto in un Twitter prima, eccetera. Ma perché? Il tema dei migranti è il tema attuale, cioè è un tema tabù, perché il tema dei migranti è relegato ai temi del disastro e dell'emergenza, perché noi siamo una società, quella italiana, che ha gestito l'immigrazione come problema di ordine pubblico, e siamo una società che, nonostante abbia una storia di immigrazione, ci sono 50 milioni di italiani in giro per il mondo, in Latino America, in Nord America, in Asia, in Australia, in Europa, e però non si sono fatti i conti con l'immigrazione. Devo dire che, come diceva Serafina, l'organizzazione dei circoli sardi e l'immigrazione sarda organizzata è più sensibile, ha più antenne rispetto a questi problemi, perché ha fatto i conti con l'immigrazione, con la propria storia l'ha fatta, e quindi che diciamo noi rispetto al tema dei migranti? Io, guarda, non voglio dilungarmi perché sennò io di mestiere mi occupo di migranti da 30 anni in prefettura, dall'altra parte della barricata purtroppo per i migranti, perché appunto la gestione della migrazione è un problema di polizia qui in Italia. Comunque, lasciate queste polemiche,
io voglio dire che i migranti anche qui in Sardegna servono alla nostra economia. I migranti sono quelli che fanno i lavori che la gran parte dei nativi non vuol più fare. I migranti, nonostante siano in queste condizioni, devono tacere politicamente, per esempio, non hanno rappresentanza politica, non partecipano al voto, eccetera, eccetera. Non dico che la partecipazione politica è l'unico strumento dell'integrazione, però è uno degli strumenti assieme alle politiche sociali, della scuola, della casa, eccetera, eccetera, perché una cosa abbiamo imparato noi, anche mettendoci in rete con i circoli che sono in Europa, eccetera. L'integrazione è un fenomeno che cambia noi, ma cambia anche le persone che ospitano. Cioè, i sardi che erano in Belgio, che sono andati in Belgio, in Francia, eccetera, sono cambiati, ma sono cambiati anche i belgi, i tedeschi che li hanno ospitati. È un'osmosi, un arricchimento reciproco. Quindi io considero questo, una mia elaborazione personale del tema dei migranti, no? Quando si sente basta, mandiamoli, affondiamoli, tutta la violenza possibile della pancia degli uomini è contro i migranti. Cioè, voi calcolate quanto ci vuole per allevare una persona da 0 a 20 anni, no? Quanto si spende, eccetera. Bene, tutti questi migranti si affacciano, per modo di dire, alle nostre frontiere. Cioè arrivano, noi per allevarli e portarli in età del lavoro, a parte i bambini, non abbiamo speso niente, non abbiamo costruito né asili nido, né scuole, questi vengono a gratis, no? Tra l'altro noi ci stiamo spopolando, quindi sì, tra 10 anni ci saranno... considerato il declino demografico, certo. Ma noi altro che affondarli, l'unico timbro che gli dobbiamo mettere nel passaporto è benvenuto, accomodati. Grazie Enzo Cucusi, grazie molte. Alexandra Porcu, che è presidente del Circolo dei Sardi a Berlino. Ciao Alessandra, benvenuta. In sardo o in italiano? Uno pago dedotto. Uno pago dedotto. Perché Alessandra Porcu è giovane, però è fine attivista di Saliba Sarda, quindi scrive e questiona bene in sardo. Alessandra. Sì. Infatti sì. Saluti a tutti. Prima caro bolottorai grazie a Claudia po custatobio a ma da convidao però toro grazie a pure a su direttivo mio in Berlino che traballa da Meda e toro grazie a pure a Saserauda su traballo a Nicola Saba po s'aggiunto che non si ha donato San Nicolao poi este in Porto Meda che non iniziato a comunicare in pizzus puro de is problemas che teneusu. Deu voglio questionare un momento in pizzus de mei, poi deu mi seu accorziata sul Circolo Sardo de Berlino, questo è stato 15 anni a oggi, e poi sono presidente di 5 anni, sono besiendi in 2 scidas. Dopo ho fatto 5 anni in moi e mi credo che è bello che venire a un'altra persona, no? Può fare un pago di cambiamento puro. Io sono andata in sul circolo, poi ho scritto questa tesi cosa mia in pizzo della standardizzatore della lingua sarda, pittico su carraggio, catanesi noi. Ancora se uso questionando in pizzo di questa cosa, credo che non so, uso questionare pure di questo, per me è importante che la lingua sarda entra da mia scuola, che si può migliorare la lingua sarda comune, c'è un bello lavoro che devo fare. Però non c'è di gusto, noi in Berlino in molte emigrazioni forti in Meda, funti ancora non prendi i giovani a Berlino ed io non riuscivo manco più a venire a Berlino, poi a Berlino non c'è lavoro, non ci funti domus, non c'è nulla, forse si che qualcuno viene può cercare, non riuscivo, s'avventura, o po' amori, ci funti me da cosa, non potevo donare
trabalho o domo, podevo scetti aiutare a gente con bortadura, con sa lingua, poi su tedesco è difficile meda, non so questione di andare in Spagna, che è una lingua accanto a me a italiano. Ma il giovane che ribanta in Germania si canta a vosaltro, posso vedere giudo? Eia, calincuno eia, altre gente no, se li chiedi perché dicono perché se ne sono andati dalla Sardegna e sono molto arrabbiati con la Sardegna, i primi 2 anni magari non vogliono avere niente a che vedere con noi. Cancellano tutto. Però a Pussi si tornano, poi avevano a Tobiusu, feuso promozioni per la Sardegna, i giovani volenti fare progetti, artisti volenti fare progetti e questo è una cosa bella. In questo io non voglio essere troppo negativa perché certamente ci sono tutti questi problemi in Sardegna. Se chiedi a un ragazzo sardo che emigra a Berlino perché fa il lavapiatti a Berlino e perché non lo fa in Sardegna, perché non è che sarebbe... E dicono il problema più grande in Sardegna è che non c'è speranza. Dici ma perché non c'è speranza? La risposta spesso è perché non c'è meritocrazia. Questo mi ha colpito molto e mi colpisce ogni volta. Magari non so, adesso non voglio entrare in questo discorso perché ognuno ovviamente si deve fare la strada sua, però sentire queste cose mi fa male perché io adoro la Sardegna, credo che potrebbe essere un posto bellissimo, che si può lavorare qua, si deve fare molto nell'ambito turistico, dove vedo un sacco di problemi paragonando il turismo a altri posti. Ho perso un po' il filo, scusate. Prego. Stavi facendo cenno anche a qualche problema? Non so se ti vuoi soffermare anche su quello. Problema? Di dove? Di che, scusa. Dici, abbiamo anche, ci sono cose positive ma ci sono anche molti problemi, non so se ti riferisci a no, su problema è che questa gente non ha gatta da traballo ni manco in Berlino, è giusto, però a Barantanguni poi te non volete tornare, e lì uno si deve chiedere come e perché. In più ho notato una cosa molto strana, che qua a volte si parla dei giovani e poi dici quanti anni ha? È 45. Da noi c'è uno che è giovane, ha 25 anni, non è che un ragazzino ha 45 anni, e forse qua si dovrebbe anche un po' abbassare la scaletta di parlare di giovani. Difatti noi i progetti che si fanno non funti con gente che è emigrata 20 anni fa, no, tu si fai con i giovani. L'ultima cosa che ho fatto è una pubblicazione di un libro di una picciocca che è nuoro, che ha scritto una cosa minoredda in piccole esperienze dai primi 5 anni che l'ha fatta in Berlino. Quanto anni questa picciocca? 25 anni, è un'artista. E lei è una ragazza molto molto carina che fa la babysitter a Berlino, anche se è laureata in belle arti, e questo già ci dice un po' tanto, però cerca di farsi la sua strada un po' a Berlino e sta anche aumentando veramente e sta muovendo tantissime cose. Lei sta facendo tante mostre, ha fatto un'esposizione anche al Museo etnologico, che è uno dei musei più grandi di Berlino, perciò stiamo anche un po' arrivando a questo punto. Comunque non voglio essere negativa, ma voglio dare anche una prospettiva a questa cosa, perché se si crea veramente un ponte tra la Sardegna e la Germania, come stiamo cercando di fare, avendo una comunicazione forte con la Sardegna, possiamo migliorare la situazione in Sardegna, ma anche per gli emigrati fuori. Io non voglio che qualcuno è arrabbiato con la Sardegna, sinceramente, e credo che non lo sono neanche molto, però il mio appello sarebbe di vedere un attimo anche qui
chi siamo e chi sono i giovani e quali idee hanno. Poi vedo anche un'altra cosa, l'associazionismo. Ci sono tanti giovani in Sardegna che si danno da fare a livello di volontariato. L'altro giorno ho fatto una battuta, ho detto voglio vedere cosa succede se tutti che fanno volontariato associazionismo in Sardegna non lo fanno per un mese. Credo Aiuto. che aiuto, sì, infatti sì. No, non tengo null'altro. Noi raccogliamo l'appello, Assessore, raccogliamo l'appello di Alessandra Porco, ci siamo segnati tutto. Grazie per questa testimonianza. Grazie molto. E ci spostiamo da Berlino, stiamo andando sempre più lontano, da Berlino in Nuova Zelanda, e sentiamo Alberto Cauli. Più lontano no, più lontano della Nuova Zelanda no. Polo Sud. Che è un cervello. Ciao Alberto, che è un cervello in fuga, uno di quei cervelli in fuga che lasciano la Sardegna. Raccontaci un po' la tua storia. Allora, intanto buonasera a tutti e ringrazio l'assessore Filino per avermi dato questa possibilità di essere oggi qua a casa. Vabbè, io sono di Oristano, però in questa città ho studiato all'università. Io non condivido molto il termine cervello in fuga, intanto perché io non mi reputo un cervello in fuga, ma per il semplice fatto che se tu vuoi conoscere un po' come funziona il mondo e vuoi misurarti con le altre culture, con chi ha una pelle diversa dalla tua, con chi non crede in Dio perché crede in Allah o crede in altre religioni, non puoi stare nel posto dove sei nato, specie se questo posto è un'isola, specie se siamo già trattati in una certa maniera dal governo centrale a cui noi abbiamo contribuito pesantemente anche in termini di vite umane a unificare, a difendere durante le guerre e quant'altro. E quindi credo che se tu vuoi andare, vuoi conoscere te stesso e vuoi conoscere un po' come è fatto il mondo, devi comunque andare fuori e per tanti motivi uno sceglie di emigrare, in diversi modi uno si trova la propria strada, come diceva Alessandra prima. Io personalmente, la verità, sono immigrato da poco, adesso ho 34 anni ma sono andato via che ne avevo quasi 31. L'unico rimpianto che ho è di non essere andato via prima. Però la vita va così e tu prendi la vita per quello che va e cerchi di migliorartela sempre. Ma tu vuoi tornare? No, io non voglio tornare per il semplice fatto che intanto quando tu vai fuori, magari non può essere il mio caso che manco da poco, però un po' la mentalità comunque cominci ad acquisirla perché ti fronteggi con altri tipi di servizi, con un'altra mentalità, una burocrazia che magari può essere più snella su certe cose, una meritocrazia perché questa è verissima, viene detta da tutte le parti, anche con un discorso a livello nazionale, non soltanto sardo, qui non c'è. A questo proposito mi ricordo che qualche mese fa una ricercatrice universitaria, mi sembra che fosse in Stati Uniti, non mi ricordo dove, ha risposto polemicamente al ministro della pubblica istruzione, ha fatto bene, ha detto io non devo niente all'Italia perché voi mi avete formato, io ho pagato le tasse per formarmi, quando ero pronta voi non avete fatto niente per me, se un altro paese mi offre una possibilità posso portare il mio intelletto e dire vengo dall'Italia, in questo caso noi diciamo sempre prima siamo sardi, poi sono anche italiano, però cioè, se questo paese ti dà delle possibilità di sviluppo, di perseguire il tuo sogno, magari il suo era quello di fare ricerca, il mio è quello di fare ricerca, ci sono tanti altri che hanno altri sogni di imprenditoria o di altro, perché devi chiuderti le porte? Cioè un discorso che sinceramente questo è il mio punto di vista, il mio modo di vedere, poi altri ovviamente hanno altri modi che io rispetto, però è un po' così. Vuoi raccontare cosa fai? Sì, io sto facendo il dottorato di ricerca all'Università di Auckland, mi occupo di esplorazioni geografiche durante l'epoca fascista, quindi è una cosa che magari molti mi dicono, ma anche lì neozelandesi, ma quindi non è colonialismo inglese qua? Ho fatto no, abbiamo avuto anche noi il nostro colonialismo, non come voi che avete colonizzato il mondo, però lavoro al Dipartimento di Italiano, ho insegnato italiano anche all'Università di Auckland l'altro semestre, ho trascorso un anno in Canada, è stato un intervallo per questioni di visto con l'immigrazione neozelandese, quindi sono dovuto andare in Canada, dove ho fatto come fanno tantissimi altri, di questo sono proprio contento, il cameriere, ho servito gelati, ho lavato piatti, senza alcun problema, nonostante avessi laurea in tasca, adesso non lavori come tanti altri, l'importante è che tu sia onesto, che abbia un lavoro onesto,
e che tu sia pagato per quello che fai e che sia pagato puntualmente, perché anche questa è un'altra cosa che fuori all'estero nessuno sognerebbe di dirti, che se lo stipendio ti deve arrivare ogni 2 settimane, ogni mese, non esiste che il tuo datore di lavoro ti dica questo mese però siamo in difficoltà e quindi non ti posso pagare, ti pagano 3-4 mesi in ritardo, come succede qui, non qui solo in Sardegna ovviamente. Non è poi un problema del lavoratore se la ditta per cui lavora o altro ha delle difficoltà a pagarti, cioè tu vuoi il lavoro, io il lavoro te lo faccio, io voglio lo stipendio in cambio, questo è chiaro. E io mi occupo di questo, me ne sono andato e ho scelto la Nuova Zelanda. Io qua avevo un lavoro che era comunque a tempo determinato, ma per 5 anni avrei potuto continuare, lavoravo in provincia, quindi ero un dipendente pubblico. Non mi piaceva più continuare a fare quel lavoro, anche perché il sogno che avevo più grande era quello di fare il ricercatore, e poi perché io ero molto, ma molto, e lo sono ancora, come forse notate, arrabbiato contro il mio paese, in questo caso l'Italia e quindi anche la Sardegna. Il posto più lontano dove potessi andare dall'Italia, dove io volevo andare, era la Nuova Zelanda, e cercavo un po', le scelte erano Canada o la Nuova Zelanda, però poi sono finito lì per una serie di motivi. Quando ho cominciato a prendere contatto con l'università mi hanno risposto prima la Nuova Zelanda rispetto al Canada, quindi poi da lì ho presentato un progetto, il progetto è piaciuto e mi hanno accolto, che è un po' come funziona in tutte le università del mondo, non è che esiste un concorso di scritto orale come funziona qua e sappiamo spesso e volentieri come va a finire. Sì. Queste cose vanno dette, magari possono forse non far piacere, invece vanno dette perché le realtà sono queste, come Alessandra che poi esatto, è la cosa che poi sottolineano tutte le persone che sono fuori spesso. Che relazione mantieni con la Sardegna in questo momento? Di nostalgia? Allora, la relazione è sempre presente, perché intanto c'è questo aneddoto che quando sono partito, mi ricordo era il 19 giugno 2013, tanto chiunque è immigrato si ricorda la data, era una sera di giugno calda, erano le 9 di sera, avevo l'aereo da Alghero per Milano e poi dovevo partire a Singapore, Cina e Auckland l'indomani. E i miei genitori all'aeroporto mi avevano regalato un piccolo 4 mori e mi avevano detto: ricordati sempre da dove sei partito. E io quella bandierina ce l'ho appesa in camera da letto, ho girato tanti posti nel frattempo, ho vissuto, ho detto, in Canada, ma sono stato a New York, alle Hawaii, un po' dappertutto, quella zona almeno dell'emisfero, e l'ho sempre portata con me, e credo che ogni sardo, in casa di ogni sardo fuori ci sia la bandiera, un po' come il legame. Che è un po' quella che vediamo poi in tutti gli eventi. Grazie esatto. Alberto Caoli, a voi, per grazie essere a voi. stato con noi, grazie molte. Grazie molte per questa testimonianza e anche per questa rabbia che fa bene, no? È salutare, scuote anche un po' noi che siamo qua e che forse in alcuni momenti ci culliamo. Iniziamo a sentire... No, non ci culliamo, dice l'assessore. Continuiamo a sentire le storie, abbiamo sentito le storie di quelli che lasciavano la Sardegna, iniziamo a sentire le storie invece di quelli che sono arrivati in Sardegna e che sono qui da tanti anni, ormai sono sardi anche loro. Iniziamo da Gheneu Duque-Fle, che è una mediatrice culturale che lavora qua da tanti anni e che ci sta raggiungendo e che ci racconta la sua storia, la sua quotidianità. Benvenuta, grazie, prego. Grazie Assessore, in questo momento molto difficile per la Sardegna, per l'Italia, per il mondo, per aver scelto un tema così importante, così delicato. Non è facile affrontare questo tema perché è di difficile soluzione. Grazie ai relatori sardi del mondo, dalla loro storia ci hanno riportato, per loro era tanti anni fa, per noi è oggi. Da Giovanna Corda, dalla dottoressa, dal dottore, tutti hanno dato la loro testimonianza e la verità. Quando una storia è basata dalla verità, ti tocca, non c'è niente da fare. Io abito qua a Cagliari dal 1994, ormai è la mia terra, posso permettermi a dire la mia isola, però molti associano colore della pelle
o l'appartenenza religiosa come una cosa sospesa. Non è così. Quando scegli una terra, l'hai scelto per sempre. Io vorrei dire un po' anche sulla Sardegna, poi per rientrare sugli immigrati che sono in Sardegna. Intanto per l'apertura culturale che ha avuto l'assessore nei confronti dei nuovi cittadini venuti da lontano e così ben accolti in terra sarda, questo è un complimento. La nostra isola, mi permetto di chiamarla così, è diventata la casa definitiva per molti di noi. L'amore che avete voi per la vostra terra talmente è forte che è impossibile non coglierlo. Si sente nell'aria, viene trasmesso al migrante. Il concetto di sardità è nell'animo. Chi è sardo lo rimarrà per sempre, anche se è dovuto emigrare. Solo in secondo analisi si sente italiano, europeo, cittadino del mondo, come ci hanno dato la testimonianza i nostri amici emigrati. Nella sua storia la Sardegna può vantarsi di molti personaggi che hanno contribuito a far crescere l'Italia. Basti pensare al premio Nobel Grazia Deledda, Antonio Gramsci, Emilio Lussu e tanti altri, senza dimenticarci di 2 presidenti della Repubblica, Mario Segni e Giuseppe Cossiga. Questa è la Sardegna e questi sono sardi. Eppure oggi la situazione globale dell'isola non è delle migliori. Basti pensare ai tristi primati della natalità, che è il primo e il più basso del paese come numero. Questo anche la depressione da dispersione scolastica è molto triste. Da un paese di primo Nobel trovarsi in questa classifica fa male. Nel passato i sardi partivano con un biglietto di sola andata, una valigia di cartone e tanta speranza nel cuore per trovare una vita migliore. Purtroppo ancora oggi i giovani sardi lasciano le radici, ma con un obiettivo di ritornare. Il biglietto di ritorno lo tengono stretto in tasca. Forse il nostro amico che ha parlato ha detto che non torna più, quindi questa analisi per lui non vale. Sì. Nonostante tutto, la Sardegna è anche la terra di accoglienza. Infatti abbiamo potuto assistere all'arrivo di migliaia di disperati, fuggiti dalla guerra, persecuzione e la fame. I pochi profughi che decidono di restare trovano qui la terra promessa, che riparte spesso dopo pochi giorni dalla Sardegna o verso fuori immigrato per ricongiungersi con i familiari nel nord Europa, lascia una parte del cuore. Qui esiste il cosiddetto mal d'Africa, ma il mal di Sardegna non è da meno. Per la Sardegna auspico anche una nuova politica di sviluppo economico-sociale mirato ad una crescita progressiva e certa, senza dover rinunciare alle sue bellezze naturali. Non dimentichiamo che la Sardegna vanta anche un primato assolutamente positivo. Qui vive il maggior numero di centenari. Ciò significa che tutto sommato in Sardegna non si vive male. E l'aria che si respira, il cibo che si consuma sono ancora genuini come la sua gente, orgogliosa. Sull'accoglienza.
Io ho partecipato in tutti gli sbarchi. Dal primo che scende fino all'ultimo che parte verso la destinazione. Un po' d'acqua. Arriva. Grazie. Grazie. Grazie mille. Grazie. Coraggio. Grazie. Molti di loro arrivano dall'Eritrea, come me. Appena arrivano, quando ci guardano da su, dalla nave, prima di scendere, il fatto stesso che vedono il loro immagine, in qualche modo di colore così, si sentono felici, ti salutano da su. Quando scendono ci seguono con gli sguardi, ti chiedono dove siamo? In Sardegna. Dove? Lampedusa? No, qua siamo in Sardegna. Dove si trova? Magari loro durante il percorso sapevano di più della Germania, della Norvegia, Svezia, della Sardegna, no. Per loro l'Italia è Lampedusa, Milano e Roma. Noi gli spieghiamo dove si trova la Sardegna. Adesso partiamo, andiamo a Roma? No, siamo in un'isola. Un'isola, quindi già hanno sofferto, hanno superato l'inferno. Sentirsi l'isola, in qualche modo si chiudono, si sentono, allora come essere in un carcere. No, qua devi fare l'identificazione, fotosegnalazione, eccetera, eccetera, poi successivamente puoi spostarti. Ci tocca anche spiegare com'è. Nonostante tutto, l'accoglienza in Sardegna funziona. Abbiamo avuto anche un riconoscimento a Bruxelles per quanto riguarda durante lo sbarco sul sistema sanitario, sulla mediazione. La Sardegna e la Toscana sono stati paesi di esempio in cui per portare come un progetto pilota. Ci sono tante storie, tante situazioni. Ci sono i ragazzi che il padre l'anno scorso è morto nel mare, adesso la ragazza si trova qua a Cagliari. Ci sono tante storie che è difficile a crederci. Questo cosa vuol dire? Non è il problema creato da noi, è il problema del mondo. Noi dobbiamo sederci per dire come possiamo intervenire senza negare la dignità umana. Queste persone, a parte la loro povertà, a parte la loro sofferenza, sono come tutti noi. Tra me e la signora, la differenza solo sulla sfumatura del colore. Per il resto, se noi siamo abissini e voi che siete nati da noi, il mondo, la culla della nascita, la nostra terra, e quindi chi è immigrato, chi è venuto, chi è andato? Il mondo è fatto di chi va, di chi viene. Solo che bisogna saper fare, saper essere, saper gestire per vivere nel male, nel bene, nella buona, nella cattiva sorte, con la serenità. Grazie. Grazie. Grazie Ghenè. Grazie. E per la testimonianza di oggi, ma anche per il lavoro che fanno ogni giorno, che è un lavoro che è emotivamente molto pesante per chi lo affronta ogni giorno in silenzio, e grazie anche per
insomma, per aver dato voce e cuore a quelle immagini che molte volte vediamo, a cui ci siamo abituati e vediamo, a cui non diamo abbastanza peso. Sentiamo la testimonianza di Mamadou Bengas, che è in Sardegna da 22 anni, che anche lui è animatore e mediatore culturale, lavora soprattutto con i bambini, anche con alcuni dei bambini che sbarcano ormai molto spesso anche in Sardegna. Benvenuto Mamadou. Grazie, buonasera a tutti. Vorrei approfittare dell'occasione per ringraziare l'assessore e anche tutto il popolo sardo, come si dice. Per me è poi è difficile parlare dopo la testimonianza di Genet. Per me è un onore essere qui, perché quando partii dal Senegal 22 anni fa non immaginavo un giorno di potermi sedere a parlare della mia esperienza qua, perché io pochi secondi prima di varcare la porta della casa stavo per rinunciare, tornare indietro, perché sapevo che cosa stavo lasciando, perché stavo lasciando mio padre, mia mamma, i miei familiari, ma non sapevo a che cosa andavo incontro. È stato un momento molto forte, però oggi mi sento anche molto fortunato. Mi sento molto fortunato perché, anche se le migrazioni sono un fenomeno che da sempre hanno caratterizzato, diciamo, l'andamento, diciamo, degli esseri umani, si è visto che da anni in anni cambia la sua connotazione. Io 22 anni fa, quando sono arrivato, avevo altri problemi, e oggi i ragazzi che arrivano qua hanno altri problemi, perché si ritrovano a dover superare, diciamo, le onde del mare, e sono situazioni che, come si dice, non basta mettercela tutta a buttarsi in piscina per capire che cosa si prova. Noi oggi il vissuto è condizionato da queste situazioni, perché magari siamo qua da tanti anni e abbiamo, diciamo, impostato la nostra vita in un certo modo, perché abbiamo trovato lavoro, siamo riusciti a integrarsi in qualche modo, a trovare, diciamo, la nostra strada. E comunque noi, diciamo, la prima generazione, tra virgolette, comunque ci sentiamo molto richiamati, no? E ci sentiamo molto responsabili, non per caso tutti, diciamo, vecchi, tutti la nostra generazione, oltre al lavoro che svolgono ogni giorno, comunque si occupano di mediazione culturale, perché si sentono chiamati in causa. E questa è una responsabilità che noi sentiamo, perché dopo aver vissuto molti anni qua abbiamo capito anche come ci si rapporta con i sardi, che non è molto semplice. E come ci si rapporta? Non tocco quello legato a come ci si rapporta con la moglie sarda, che è un altro paio di maniche. Con la moglie? Io all'inizio, anch'io quando sono arrivato, ho trovato degli amici, no, che mi hanno ospitato, con cui ho condiviso, diciamo, i primi periodi, che mi dicevano: qua siamo in un'isola, no? C'è gente testarda, no? E poi ho capito il senso di quelle parole, perché dopo 22 anni mi sento di poter dire che, come d'altronde si sa, no? Che i sardi sono molto
sono chiusi, no? Chiusi. Però dal momento in cui tu riesci a stabilire una certa forma di comunicazione, di conoscenza, no? Comunque ti aprono le porte, no? Io ho molti amici che questi 22 anni io ho avuto modo di conoscere. Io spesso quando mi muovo in Sardegna vado nel Nuorese oppure a Sassari, quando mia moglie mi chiede ma dove dormi stasera? Io dico non so, io vado, poi dormirò a casa di Michele oppure di Alessandro o no? Perché però questa è una cosa che si è costruita nel tempo, non è una cosa che si regala, perché anche questo va conquistato. La vita non si regala mai niente. E questo è una cosa per cui l'invito di oggi, io quando è arrivato l'altro giorno mi sono sentito molto in difficoltà, perché come ha detto Genet, noi stiamo attraversando un periodo molto particolare dove il tema delle migrazioni non è molto... No. Uno per cacciarsi nei guai deve parlare di migrazione. Quindi a maggior ragione questo invito va accolto con tutto il rispetto, no? E quindi tutta la considerazione necessaria. Io ho avuto anche modo di interloquire con degli amici che erano contrari a questo invito. Prima di ricevere l'invito, il mio pensiero è stato uno. Allora, intanto, come da noi ci dice, l'onore non si rifiuta, no? Poi, in qualche modo, io sono anche sardo, cioè, nel senso che io mi ritengo profondamente africano, nello stesso modo guai a toccarmi la Sardegna, perché io in questi 2 anni ho investito del mio, no? E per questo io oggi voglio anche ringraziare gli amici con cui ho condiviso questi anni, ma anche i bambini, perché io da 18 anni lavoro come animatore e io attraverso i bambini ho scoperto la Sardegna e ho scoperto anche me stesso. Perché questo? Perché nei primi anni, quando io ero appena arrivato, poi come io ho fatto di tutto, ho fatto il Vukumpra, ho fatto il pastore, per fortuna è durato poco, perché lì ho capito che io devo lavorare in mezzo alla gente. E sono andato a raccogliere le mele, ho fatto di tutto, però dal momento in cui un giorno nella scuola serale che io frequentavo è arrivata una ragazza a chiedere se c'era una persona disposta a lavorare in un progetto di integrazione, un progetto di educazione all'interculturalità. Mi sono avvicinato e ho scoperto che si intendeva mettersi insieme, vedere in che modo io da africano con tutto il mio bagaglio culturale potevo essere utile in quella causa e insieme a questi ragazzi sardi creare un progetto che potesse essere rivolto ai bambini, ok? E quel giorno, diciamo, segno l'anno zero della mia vita, diciamo, la mia nuova vita, perché in quel caso io mi posi nelle condizioni di poter dare qualcosa, perché io prima facevo l'ambulante e venivo visto soltanto come quello che aveva bisogno. Invece è cambiato. Io quel giorno, perché io sentivo di avere delle cose dentro di me, perché io ho ricevuto un'educazione, ho imparato a fare delle cose. In Senegal ho lavorato con i bambini, quindi da quel momento venivo messo nelle condizioni di dare il mio contributo, e questa è la cosa più importante. Io credo che in questo momento molto particolare, perché spesso me lo chiedono, di che cosa hanno bisogno questi ragazzi che arrivano, e io penso che questi ragazzi che arrivano con
con tante difficoltà, con dei traumi che si portano dietro, con il loro vissuto molto, 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 molto difficile, con tutto quello che hanno lasciato, no? E come diceva Genet, quando arrivano ti guardano spalancando gli occhi, no? Persi. Questi hanno bisogno di dignità, hanno bisogno di essere considerati esseri umani. E di sentirsi utili magari anche a loro. E poi di essere messi nelle condizioni di essere utili, di poter dare il loro contributo, perché questo mondo, io credo che noi riusciremo a costruire un mondo futuro in grado di risolvere i problemi quando tutti ci metteremo sullo stesso piano e lavoreremo nella stessa direzione. Io questo mi sento di dire. Grazie Mamadou, grazie. Grazie molto. Tra poco passiamo a parlare lasciamo le storie dei migranti per parlare delle storie delle migrazioni. Sentiremo altre 3 testimonianze. Assessore, però volevo dire un'altra cosa. No, volevo semplicemente fare una piccola, veramente piccolissima riflessione su quello che abbiamo sentito finora, che forse scioglie, o perlomeno per quanto mi riguarda scioglie le difficoltà che forse c'erano all'inizio di questa serata e di questa giornata. Sentir dire a Genet, se non sbaglio, io ho ascoltato le vostre testimonianze, le testimonianze che l'avevano preceduta, e dire quello che avete vissuto voi qualche anno fa è la stessa cosa che noi abbiamo vissuto dopo, e forse rende in poche parole il senso che abbiamo voluto dare alla giornata di oggi, il considerare parte della storia esperienze che per la cronaca e per a volte una superficialità eccessiva vengono considerate diverse, vengono considerate altro. Invece sono davvero facce poco diverse della stessa medaglia, e vanno a costruire davvero quella che è la nostra comunità, quella che è la Sardegna di domani. Sentire le esperienze degli immigrati che vivono qui da tanti anni e che svolgono un servizio per la nostra, non solo per chi arriva, ma svolgono un servizio per tutti noi, svolgono un servizio per tutta la Sardegna, sono quell'anello di comunicazione importante fra chi arriva e chi vive già qua, dà davvero la dimensione di quello, di quello che possiamo diventare, e di quello che, se davvero siamo capaci di non vivere sulla stretta attualità, ma di avere una considerazione, di avere uno sguardo ampio, di avere la capacità di allargare l'orizzonte per considerare tutto quello che succede oggi come parte di un processo più lungo, parte di un processo che si è già svolto in altri momenti della nostra storia. Forse è una chiave importante per rileggere sia l'attualità, sia la nostra storia, e sia anche il senso profondo di quel 28 aprile di tanti anni fa, che è stato appunto un momento di sconvolgimento forte, le cui conseguenze, le cui eredità forse sono presenti anche nelle esperienze che viviamo tutti i giorni. Grazie Assessore. Andiamo avanti sentendo l'esperienza di Asuni, che inaugura un centro di documentazione sulle migrazioni sarde. Sentiamo Sandro Sarai. Asuni da molto tempo si dedica a questo, c'è stato anche un assessorato sull'immigrazione. A che punto è il centro, il museo anche? Ci racconta tutto. Io volevo dire 2 cose. La prima è che forse non dovrei nemmeno parlare, perché hanno spiegato bene tutto. Quello che sarà il museo l'hanno spiegato bene le testimonianze che ci sono state adesso, dei nostri amici emigrati, dei nostri fratelli immigrati, perché quello che vuole diventare Asuni è proprio questo. E devo dire che hai avuto, Claudia, una sensibilità enorme nel dover fare una cosa del genere, perché è davvero solo una persona sensibile poteva fare quello che hai fatto tu stasera.
dedichiamole un applauso. Brava! Davvero, perché sei stata molto brava. Avvicinare leggermente. Sì, sì, è esistito il primo assessorato all'immigrazione. Io ero sindaco in quel momento. Il centro di documentazione sull'immigrazione sarda e sulle culture immigranti, vorrei sottolineare, perché il nostro museo e il nostro centro di documentazione parlerà non solo dell'immigrazione sarda, ma anche delle culture immigranti e di quello che sta succedendo adesso in Sardegna e nel mondo. Come dicevo, ero sindaco, ho nominato un assessore all'immigrazione perché dopo un anno che ero sindaco, nel 2002-2003, venne da me un emigrato sardo di Asuni, si chiama Antonio Porco, è il presidente storico del Circolo dei Sardi di Bologna, una persona stupenda che regalò al comune di Asuni la casa dei propri genitori e dei propri nonni, una casa bellissima, stile campidanese, che ci ha regalato, e ci ha detto: guardi sindaco, io regalo questa casa, ma lei deve deve realizzare il sogno di tutti gli immigrati sardi, che era quello di avere un edificio, un punto di riferimento in Sardegna, un punto di riferimento dove loro potevano sviluppare tutti i loro progetti, però anche come simbolo di un punto in Sardegna dove loro si riconoscevano. Da lì è nato il progetto, da lì è nato tantissimo tempo fa appunto questo progetto, che ci ha a me arricchito tantissimo. Io sono andato in giro per tutti i circoli dei sardi, anche in Argentina, in altri posti, in Belgio. Abbiamo realizzato in questi anni tantissime cose con l'immigrazione. Il centro di documentazione non è solo un centro di documentazione, ma è un progetto culturale che ha visto il mio paese, un paesino, Asuni è un paesino di 350 abitanti, è piccolissimo, quindi abbiamo anche sconvolto l'esistenza di queste povere persone, perché le abbiamo creato tantissimi eventi culturali. Oggi organizziamo un festival del cinema che è diventato ormai un punto di riferimento regionale e che ha scoperto e va avanti analizzando tutti i cinema di confine. Adesso siamo arrivati al punto, siamo arrivati all'inaugurazione. Sabato ci sarà l'inaugurazione, abbiamo preparato un progetto che farà discutere, molto forte, perché noi pensiamo che il Museo dell'Immigrazione, come dicevo all'inizio, non deve essere un museo di cose, ma deve essere un museo che tocca profondamente il nostro cuore. Grazie, grazie molte. Vogliamo dire a che ora? Da sabato quindi? Diamo anche qualche Siete tutti invitati, perché c'è posto per tutti. E sabato alle ore 18 ci sarà l'inaugurazione. Sarà presente l'assessore, sarà presente anche l'assessore al lavoro e altre persone. Grazie, grazie molte. Grazie molte Sandro Sarai per la sua testimonianza. Invece parliamo di questo libro. Adesso parliamo di questo libro, Immigraus, se migrazioni de saggenti, scusate, de una vita campidanesa, de Savini, de sottugentus ardir nostasa. Ne parliamo con Priamo Farris, che è l'autore, che racconta proprio l'esperienza di Ussana, e quindi uno studio approfondito attraverso interviste, dati, che ci racconta Priamo, che è qui con noi. Prego. Saluto a tutti. Torro grazie agli assessori, per me si convidavo, non scetti a nome di cosa mia, ma a nome di tutti i gente che bivia a intro del suo libro mio. Dunque, dei emigraus, de Ussana, del suo tempo passato, del suo tempo di oggi, e in qualche maniera spero che leggendo sul libro del suo tempo benitori pure. Ma si va a cubire, visto che usati nominauso,
in ultima pagina di questo libro c'è questo elenco proprio di ussanesi nel mondo, Germania, Olanda, Belgio, mancuno da mancare, non ci vuole tutto. Ci punti tutto, vinse su 2006-2005 ci punti tutto, incanto è stato lì a questo traballo, una parte di questo traballo dei documenti del site, dunque sa sul registro dei emigrati sardi, dei ussara in questo caso, in sul mondo. Questo traballo è nato nel 1998, magattammo in Groningen, in Olanda, a fare lezioni di storia sarda in un circolo sardo. E questo amico mio mi ha detto, ma voi non scrivi sul libro dell'emigrazione di Bibbia, a livello di Bibbia tutto non è stato mai fatto, cosa sai? Ovvero parentesi, avevo fatto anche un scritto storico della Bibbia mia pure, no? In passato. E dunque siamo venuti a questa idea, adesso 98, insomma, mesi delle dammini, per iniziare questo traballo. Pensiamo che avesse un traballo facile da fare, perché avevamo abituato a mesi archivi su questo comune, vede tutto, e noi arcivescovilli, del Stato e così via, e appena in poco tempo sono detto poco a Foras. E invece siamo arrivati a tormentare questo traballo che andiamo a pubblicare a Foras nel 2009. E sul frutto di questo traballo che ho fatto cercando il archivio storico del suo comune di Bidda, in Sari come appena prima, e a suo dedotto a pizzo di litteras, che ha potente con i migraus e figlio sono solo, e a Savini mi ha aggiunto un vago internet pure, telefono, e a pizzo dedotto le interviste che ha fatto a faccia a pari. Awa emigranta o emigranta perché tutto su Saneso? Beh, su l'emigrazione che parte dal 800 fino a sul millennio no, a Savini dal 800 a pagato su Saneso su partita in America. Poi si nava in America, poi nel archivio è scritto è in America. Che qualcuno a primizio dessa topica cosa nostra andavano in Brasile, e infatti sì, andando in Brasile, però nel registro sei in America. Poi succede a questo, poi ha provato un intreccio di circa e ha pagato finta, tra virgolette, dissertori. In sostanza, a me sono fagliata sui militari e dunque sono registrata come si viene andato a tale luogo. Non scarescioso che a me emigrato, quando andando a Voras fino agli anni 70, se non erro, del pianto domandai un permesso, mi corregga sta Presidente, che può poter rientrare in noi in Sardegna. E tenete un lasso di tempo che superando questo lasso di tempo e due sforanta veniva in causa fare sui militari. E dunque dal 1800 si è pagato in America mes archivios e si è accabata c'è stata gente che è andata negli Stati Uniti pure. A ricordarsi che l'emigrazione di Zara, l'emigrazione che fai sbiasa di ferro, no? Le ferrovie, o esistono in America, oppure se metti snau, potrò parlare in manos possessos, in Brasile, no? In Argentina. E fianta questa gente la gente povera meta. Gente povera che è andata alla ricerca del sogno americano, come vorremmo dire, si voleva dire in italiano, no? E ma col più sul fatto che il Presidente a sa primizio andava a Bortasa, l'impianto in Genova e non c'è manca che avvienta. Poi tra vinta queste associazioni che ha organizzata sul traballo, no? Per la forza lavoro che veniva presa qua in Sardegna, via da organizzare delle associazioni non strutturate, tionante a vitto e alloggio, può andare in tale luogo. E poi che l'incuno si perdeva in sei avvendi. Ma mi vede arrivi pure perché in suo cuore mio c'è dei prangi, però col sorriso perché dobbiamo essere allegri, è una bella giornata oggi, una giornata di festa. A Pustisi c'è stato ritoccato su tasto di Sgarramanna, sa primo Garramanna, e mi voglio fare uno precede con tentesa a Samiga Eritrea. Al mio paese, Ussana, nel mio paese, c'è stata una famiglia che è rimasta in Eritrea, Keren se non erro. E questa famiglia è barrata in Nia, dopo 80 anni, è rimasta lì e tuttora quando parlo con questi signori, con i figli degli immigrati, hanno sempre il mal d'Africa anche loro. Voi avete il mal di Sardegna e noi sardi abbiamo anche il mal d'Africa quando andiamo da voi, e questo ve lo testimonio perché è forte questa radice che teniamo tra i popolus, che punti con questi popolus che punti abituati a soffrire.
per questa storia sarda si ritorna da birica, noi siamo un popolo fatto soffrire, ma siamo un popolo forte che chi si vuole in conca di questa cosa da fateoso. A Pustisi, ho toccato le migrazioni della seconda guerra manna. A Pustisi, della seconda guerra manna, c'è stata la grande migrazione. E ha toccato su Belgio, Meda, in vita mia, ha toccato su Germania, ha toccato su Francia, Calincuno è stato in Inghilterra, Calinquanto in Svizzera e altro su antitoccato sul triangolo industriale di Genova, Milano e Torino. Però devo questo tasto non dopo toccato con questa migrazione italiana, poi mi sono agattato in difficoltà di una questione del linguaggio. Messi in apuro con teste tanti. Se abite a mia via, secondo me un emigrato che hanno usato l'H dei sommari è già emigrato, è fuori da questa terra. Però c'è molto stato al Calincuno che mi hanno prima noi non siamo emigrati, siamo in Italia, dunque è una questione politica, soprattutto di linguaggio, la Presidente sorride, però mi è capitato, però sicuramente dopo vende azioni, tra virgolette, nel mio piccolo umanista, però no, questo tasto non lo tocco, hanno usciti fuori da Stato Italia. Questa immigrazione si è fondata su dedotto in minieras, ma colpiva un fatto che castiamo questa tesi su traballo, che mi si ricordava la lettura di Augusto, non so se sanguinavo, ma poi dopo di comunque, di Augusto che mi hanno pigliamo noi sua famiglia manna e dobbiamo andare fuori. Dobbiamo andare fuori, perché teniamo su famiglie, senza nessuna preconcia, in domo non potremmo papare. Quando siamo andati in Belgio, ha potuto a roba nuova, ha potuto una parica de grappitasa, a roba nuova papammo bene. Poi mi sono cogliato per procura e mi sono buttato su denarello che traballammo in Niasa a piglia e ho fatto Saddom, quindi come diceva lei, sa Presidente, c'è stata e ho portato di là in Sardegna, c'è stato uno sviluppo economico negli anni 60, 70 e 80, Pita Sabidea vi accusa di andare, preparare il suo terreno in maniera da si vai, Saddom, si cogliai e vivi con serenità in noi. Dunque è successo però adesso contro, toccando il sudasto dell'immigrazione, per non che dello scambio culturale. E a me mi ha colpito il fatto di queste persone che antibivio con sacrificio, però hanno avuto un senso umano bellissimo, bello meda. Poi tra i sardo, quando si fuori, si aiutava a pari. Quando si in difficoltà, sono plus del sardo, si aiutava a pari. Teniamo la vecchia cultura del aiuto del rao, che stiamo mancando oggi, che oggi siamo dominati dall'egoismo. Nelle isole linguistiche, anche isole culturali, eccetera, eccetera, c'è tutto altro mondo. Poi adesso mi dico mio dopo vive questa immigrazione. Adesso poi pago, ma un anno di immigrazione, poi spazio dopo fatta di lavoro. Prima tutto questo sul mondo, bar fai una traida praticamente, ci davanti fai una traida. Sì, e noi del registro, sì, la casa Biosasuni che va a 350 B20, se in USA il ultimo dato il ultimo appunto 500, insomma penso che io sarei a 700 poi, noi dunque se usa fare una miglia da vaioso. E so fatto che colpisci è che ci fonti i figli di seconda e terza generazione che fonti sardo, si intende sardo, dove tengo amico, su OND, che mi ha detto, ma lo sai, prima parlavo e una mi ha fermato in Francia e mi ha detto, ma lei è sarda? Probabilmente sarda, io stiamo italiano, ma l'accento, però spantavano vago, no? Poi per esempio, c'è un'altra vita, ma voglio riflettere, a pizzo su, mi fa piacere c'è su sindaco di questa cittadina belga, io sono stato a Marcinelle, per altre questioni, avevo vissuto una mia formazione e se andavo in Marcinelle vi è successo un grande disastro, no? Vi è morto tantissima, metà gente vi è morta in una miniera e dunque che noi andare in Belgio si convinto ad andare in Lubresi e a sua dedotte ma convinto ad andare altre persone che non conoscono in realtà in maniera di tenere un vago di riflessione. E poi si è toccata questa migrazione degli anni 70 e in cui si evidenziamo una cosa, che questa migrazione non fu scelta negli anni 70 per bisogno, però ci fu questa migrazione quando si spaziava pure, poi tocca ragionare.
Poi c'è gente che sta andata nei paesi nordici, soprattutto Olanda, Germania, Belgio, vedo qualche sorrisetto che conferma, e dunque dopo anticonosciuto un altro mondo, un'altra mentalità, un'altra cultura, e due punti a Barraus. E anche forma famiglia, eccetera, eccetera. Dunque va sapere questo fatto pure. Poi Tadeo, se in Augusto, questa bida mia usa, mi sono 70, avviata una bida che, contrariamente ad altri paesi, aveva uno sviluppo economico buono. C'erano uffici in 70-80 operaios, obracios, c'era una falegnameria in cui si occupavano diverse persone. Dunque non ci via questo bisogno di voti da partire in tutte le famiglie. Poi ci vede una formazione, un più stipendio. In sostanza stava cambiando il mondo agropastorale con il mondo industriale nel mio paese. Poi negli anni 80 è scalato tutto e c'è sta andando. Appunto, a capo, sanno 80 e 90 c'è stata questa immigrazione nuova. L'immigrazione giovanile, questa immigrazione che ha stoccato su dottori Nanti sicuro, è un'immigrazione che è un'immigrazione proprio del raballo di cucina, sono plus di tutto, e in noi il mondo è cambiato. Poi non c'è questa quella per me sofferenza. Poi che intendi i spicciocchetti e picciocas che funti in Inghilterra, in Germania, Olanda, e ora teniamo internet. No? Certo. E con internet questa possibilità di essere gamma, se con questa famiglia, c'è un'immigrazione in Australia pure da parte di questa bida mia, aiuta da me, ma dopo andare quando abbiamo visto che in vicino ci vedo il telefono, tutto su vicino, telefonando ad un di questa persona, poi ti telefonare a tali ore, adesso Belgio. E poi non c'è Facebook prima, chi è questo che ha cambiato tutto? Questo Facebook che ha cambiato tutto, che abbiamo più con Facebook e Skype è tutto diverso. Ti devo fermare prima, usa quasi a capo su tempo, però non so, se vorrei sul libro, a quasi potenti approfondire tutte le cose che stanno prima, o anche da Turmeda, interviste a... Come ti sbio è scritto in sardo e in italiano, sardo in italiano, come che conoscete da differenti anni, mi impegno a valorare questa lingua, questa storia sarda, quando daremo spillus, prima dovremmo le passioni, poi faccio le professioni pure, mi ha da piacere una cosa a me, da può parlare in tema, che se può combinare assessore, ma assessore sensibili per gusto e a pacabao, che se lingua sarda da brinti di me scolla, brinti da facci de ananti e non da facci vallasa, e a suba di tutto che questa storia della Sardegna brinti mesi scollasa, ma che sia fatta in italiano non mi dipota nuda, ma deve di entrare in qualunque maniera, nonostante tutte le difficoltà e ci fondi, questa storia sarda è storia dei migraus. Torro grazie a assessori, a Paola, a Totusu, questa questa è di non solo dei sardi di Sardegna, ma dei sardos che funti in Italia, in Europa e in tutto il mondo. In buona ora. Grazie, grazie Prio. Grazie Meda. Zio Serbenda sa cabo su convegno di oggi. Vorremmo anche aprire il dibattito alla fine perché sappiamo che ci sono interventi, ci sono persone che vogliono intervenire e vorrebbero dire la loro. L'ultimo libro invece che presentiamo è questo di Mariangela Sedda, Oltremare. C'è Mariangela che ci raggiunge, grazie. È uscito per il Maestrale. Nel 1913 il destino separa due sorelle, una parte e va in Argentina per raggiungere la famiglia, lascia a casa in un paese della Sardegna, Olai, la madre e la sorella. E questo libro raccoglie 15 anni di lettere. Quanti sono, Mariangela? Quanti anni di lettere? Sono dal 13 al 28, sì, 15 e 15 anche l'altro libro. 15 anni di lettere che sono bellissime, che sono toccanti. Mi ha ricordato, scusate, molto un libro, perché Grazia tra l'altro va a lavorare in una villa di persone che sono molto ricche. Mi ha ricordato un libro che è uscito recentemente, si intitola Le ragazze sono partite, il libro di Giacomo Mameli, che raccoglie le esperienze delle giovani donne sarde che partivano per andare a lavorare a Roma, soprattutto a Roma, quelle che raccoglie Giacomo Mameli come domestiche, e che si trovavano ad affrontare un salto temporale di decenni, perché partivano dalla Sardegna degli anni 40 e arrivavano a Roma. Partivano senza scarpe, con un paio di mutande in una federa, arrivavano in posti dove le donne si truccavano, avevano i tacchi alti, dove c'era il telefono, dove si poteva usare il telefono. E quindi un po' l'esperienza di Grazia ricorda anche
i racconti di Giacomo Mameli e delle ragazze che sono partite. Come nasce questo libro, Mariangela? Allora, intanto buonasera a tutti, io mi unisco al coro ormai di quelli che hanno ringraziato l'assessora Firino, perché l'idea è la terza volta che io partecipo alla chiamiamola alla festa, non la voglio chiamare in altro modo, de Sa Diesa Sardegna. Una prima volta nel 2001 e mi fa piacere che qui ci sia Lia Careddu, perché è stata il Teatro di Sardegna, c'era Isella Orchis e altri attori con l'Esilio dei Re a Bruxelles, e di Bruxelles si è parlato molto e lì ho visto erano venuti tutti i sardi da tutto il Belgio, un'altra Sardegna, e la cosa al Teatro Saint-Michel di Bruxelles, vedere tutta questa gente commuoveva con i loro figli. La seconda volta è stata 2 anni fa, un circolo di Gavoi e soprattutto molti giovani che hanno dedicato Sa Diesa Sardegna appunto a questa festa. E come nasce? E qui stasera stanno intrecciando moltissime cose. Asuni, si è parlato poco fa di Asuni, e io nell'87, dopo che c'era stato quasi 30 anni fa, c'era stato il gemellaggio del comune di Gavoi col circolo dei sardi di Mar del Plata. Era venuto il loro capo, Tiu Zidda, e c'era Mario Melis come presidente, che aveva fatto secondo me una cosa molto bella. La regione sarda aveva regalato una vacanza a quelli che erano stati costretti ad andarsene via dalla Sardegna. Erano venuti tutti questi sardo-argentini ormai, e il sindaco di Gavoi, Salvatore Lai, che poi è stato anche assessore regionale alla cultura, aveva pensato di fare un gemellaggio tra il circolo dei sardi di Mar del Plata e il comune di Gavoi. Cosa avevo pensato io? C'era Antonello Satta, che non c'è più purtroppo, l'intellettuale gavoese, che aveva avuto in mano molti documenti sull'emigrazione gavoese in Argentina, che è stata cospicua negli anni in cui c'è stata un'impennata dell'emigrazione sarda verso l'Argentina, gli anni dal 1908 al 1914, circa 300 gavoesi, però è una cifra approssimata per difetto, erano partiti in Argentina. Spesso i sardi andavano a Buenos Aires e dintorni alla Gran Buenos Aires. Molti andavano e tornavano, non erano golondrinas come li chiamavano gli argentini, lo facevano soprattutto quelli del meridione d'Italia, però andavano spesso e tornavano. È approssimata per difetto, perché anche noi partivamo clandestini, e questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Quelli che partivano dalla Sardegna, dalle zone più disperate, anzi la Sardegna parte tardi, come ogni isola arriva tardi a questi fenomeni, e partivano col passaporto rosso, viaggiavano in terza classe e spesso, per qualsiasi, io dico sempre, poteva essere uno sconfinamento di Pascoli, il prefetto rilasciava il passaporto, potevano appunto non avere il passaporto. E cosa ho fatto? Io volevo vedere che cosa fosse rimasto nell'immaginario dei gavoesi di quell'emigrazione. Guardate, è stata una delusione terribile, avevo fatto molte interviste, qualcosa l'avevo già scritta, scrivevo di altro, avevo già pubblicato allora altre cose, e mi ero accorta che molti, intanto chi aveva lettere non me le faceva vedere, io sognavo di trovare un epistolario completo, oppure me ne hanno fatto vedere qualche fotocopia, avevano racconti vaghi, perché quelli che non erano tornati si erano fatti dimenticare e i parenti li avevano dimenticati. Si ricorda lo zio d'America, si ricorda chi ha fatto fortuna, non si ricorda un disperato, anzi si avvergogna quasi di ricordarlo. E credo che allora mi sia venuta l'idea di scrivere un romanzo epistolare, e poi perché sono una donna ed è tipico delle donne scrivere le lettere. Sono le donne che tenevano i legami, e amo molto i racconti, e ogni lettera di Oltremare è un racconto breve, però non è solo Oltremare, c'è Vincendo l'ombra che è il seguito, che va dal 28 al
Al 1943 entrano in gioco altre cose, c'è la censura, queste due sorelle continuano a scriversi ma non più allo stesso modo. Nel primo romanzo si dicono tutto, si raccontano le vite del paese, c'entra la prima guerra mondiale, l'arrivo degli emigrati sardi in Argentina, come si tenevano uniti, poi sempre di meno, purtroppo non è mai vera la solidarietà, a un certo punto si può anche sfilacciare per vari modi e continua dopo la guerra. Molti partono anche per la prima guerra mondiale, anche dall'Argentina, io lo so per certo di un sardo, ma anche molti altri italiani, e ritornano poi in Argentina, gli paghiamo il viaggio, certo magari per andare a morire sul Carso. E continua questa storia fino al 1943. Nel frattempo anche i sardi sono coinvolti in tante cose, sono coinvolti nella decada infame, c'è una dittatura dagli anni 30, l'Argentina sperimenta le cose peggiori. Queste due donne continuano a tenere il legame tra di loro, poi continua una nipote che studia, c'è una sorta di salto sociale, ma non per tutti è così, l'immigrazione non va bene per tutti. Del resto la storia recente dell'Argentina ce l'ha dimostrato, abbiamo oriundi italiani e sardi, noi abbiamo due vittime, Marras e Mastinu purtroppo, certo, di Tresnuraghe, se non dobbiamo dire, e qualcun altro di origine sarda. Abbiamo tra gli italiani, ne abbiamo tra le vittime, tra i carnefici, tra gli avvocati, tra i generali golpisti e tanti. Ho scritto anche un'altra cosa e questo mi interessa molto, e qui mi fa piacere che ci sia Lia Careddu, perché è stata assieme a Isella Urquis, impersonavano le due sorelle e Lia era la sorella che va in Argentina a raggiungere il marito e i fratelli e lì rimane, e Isella Grazia impersonava Antonia, che rimane nel paese, ma cresce anche lei, perché quello che voglio dire, l'immigrazione fa crescere anche chi rimane. Già uno quando già decide di salire su una nave è già cambiato, è un'altra persona, cambia. Pensate il viaggio di allora, ai primi del secolo i piroscafi transatlantici anche più moderni mettevano comunque 25 giorni, anche alla fine della seconda guerra mondiale mettevano 21 giorni più o meno. Immaginate cosa doveva essere la vita sul ponte di terza classe. E io quel ponte ho immaginato e ho scritto un testo a parte, anche se poi hanno sbagliato, me l'hanno scritto nel dépliant che era tratto da Oltremare, non è tratto da Oltremare, si parte nel 15 e sanno dell'entrata in guerra dell'Italia sulle coste del Brasile. Ho avuto il piacere ancora una volta di avere Lia, che era voce narrante, purtroppo è diventato un monologo perché c'era anche un personaggio che a me piace molto, che non era un sardo, ma era uno che andava e veniva dall'Argentina al suo paese vendendo fisarmoniche e si vantava di essere di due mondi e diceva di essere ricco. E ho avuto anche il piacere di avere Elena Ledda e Agna Carigna Rossi, che è una cantante uruguaiana con nonna italiana. E quello che mi è piaciuto di questi romanzi è che mi hanno portato altre storie, perché tutti venivano, le presentazioni, questo Oltremare l'ho finito di scrivere esattamente 20 anni fa, è andato in onda sempre, appunto, letto da Lia Isella per Re International, mi stavo dimenticando questo, ed è stata la prima cosa fatta dalla Sardegna per Re International, grazie all'ostinazione di Maria Piera Mossa, una programmista e regista che non c'è più, che però è stata seguita poi da Cristina Macione, che ha fatto egregiamente la regista. È stato un lavoro, devo dire, tutto di donne, è stato bello anche per questo. Le donne, guardate, hanno una grandissima importanza nel recupero, perché poi la storia delle donne nell'emigrazione è una storia negata, è una storia taciuta, c'è un vuoto. Le storiche solo questi ultimi anni hanno iniziato a frugare
in quella storia nascosta e dimenticata. Sapete che le donne spesso quando partivano entravano a far parte del passaporto maschile, non figuravano neppure. Chi è partita sola probabilmente ha passato nei porti di Genova, perché deteneva il primato delle partenze per le repubbliche rioplatensi, ha passato, forse qualcuno ha subito qualcuna di quelle violenze che oggi subiscono in Libia. La storia purtroppo si ripete. Mi piace, so che sto togliendo la possibilità di farmi altre domande, ma mi piace il fatto che le donne abbiano ripreso. Qui ci sono delle geografe, c'è la Zaccagnini, la Gentileschi, io le loro ricerche le ho lette attraverso i libri di storia, c'è Emilia Perassi, ci sono giovani studiosi di letteratura sarda, ne voglio ricordare una, Laura Nieddu, a proposito di giovani nostri che vanno fuori, che ha fatto la specialistica a Parigi, mandata dall'Università di Cagliari, poi è stata a Lione, e ha scritto sui miei 2 romanzi assieme alla Perassi. Ci sono stati dei corsi universitari a Cagliari, c'è questa studiosa dell'Università di Bologna, Maria Giacobbe, che è un'altra nostra illustre concittadina che ha scelto di vivere in Danimarca, però della Sardegna non solo non si dimentica, la rappresenta così bene, così egregiamente, un vanto per noi e per la Danimarca, e con un altro esempio di ricchezza. E l'anno scorso la lettrice di italiano dell'Università di Copenaghen, grazie a Maria Giacobbe, hanno letto i miei romanzi anche all'Università di Copenaghen. Sono questi apporti, le studentesse che mi scrivono, mi telefonano per le lauree specialistiche, le lettere che mi scrivono. Le presentazioni ci sono state tante, infatti io sorridevo all'idea che ci fosse scritto presentazione di Oltremare, perché qualcuno avrà detto ancora non l'ha smessa di presentarla, insomma. Mi scrivono e succede, guardate, una cosa bellissima e commovente. Come si è commossa prima la nostra amica eritrea, io ho avuto modo di conoscere Ribka Sibatu, un'altra illustre eritrea che si batte per il suo popolo come una leonessa, che ha anche trascritto e tradotto fiabe eritree. Voi incontrate tante di quelle persone, per esempio, questo me l'ha riferito una professoressa di Sant'Lussurgiu, che aveva stanato delle donne che non andavano mai in biblioteca e stavano leggendo Oltremare. A un certo punto leggevano collettivamente, c'erano 3 sorelle in fondo alla sala che piangevano, hanno pianto per tutta la durata della lettura. Lei non ha interrotto il loro pianto, alla fine si è avvicinata e ha chiesto: ma perché piangevate? Allora, avevano letto quel giorno una lettera in cui, io però non me l'aveva detto nessuno questo, sapete che chi scrive ci arriva un po' perché conosce la storia, ma ci arriva per intuito alle cose, qualche volta anche un po' prima, così, ma non per particolare virtù, così perché se si conosce il clima di quell'epoca si arriva a questo. Io avevo scritto che Antonia, la sorella che era rimasta a Olai, l'immaginario paese dell'interno della Sardegna, scriveva a Grazia: i vicini si sono venuti a trovare come quando c'è il morto, perché pensavo un'immigrazione nel 1913 in Argentina vuol dire... Voleva dire, se poi partivano le donne vuol dire che la famiglia si radicava, gli uomini ritornavano quando erano soli, se partivano le donne, questo sempre si verifica, vuol dire che sarebbero radicati lì. E loro avevano molti fratelli emigrati in Australia. Negli anni 50 si partiva in nave, non si partiva in aereo, e a loro era capitato la stessa cosa. Cioè che queste che ricevessero le visite quasi di condoglianze, sapendo che quelli non sarebbero più ritornati. O ancora a Borore, a un certo punto si è alzato questo signore e ha letto la lettera di un suo fratello che era morto, era stato tutta la vita in Sudafrica, un tecnico valentissimo. Legge questa lettera e si mette a piangere anche lui, perché si telefonavano, però dall'una e dall'altra parte, dal Sudafrica e da Borore, avevano paura di parlare. Ricordatevi cosa c'era, che regime c'era in Sudafrica.
e c'era la censura telefonica e quindi non riuscivano a parlare. O ancora, guardate, anche questa lo racconto, una ragazza di Carbonia che si alza e mi dice, io questa cosa forse l'ho raccontata anche al presidente Pigliaro durante la sua campagna elettorale, perché dico, dovete andare voi a rispondere ai giovani, chiedono a noi scrittori, a noi scrittrici, ci pongono domande a cui noi non possiamo dare risposta se non col sentimento, se non col cuore, in altro modo non gliene possiamo dare. Questa ragazza di Carbonia, voi sapete che cos'è Carbonia, che vive delle pensioni veramente dei sopravvissuti, perché insomma cosa c'è? Non c'è quasi nulla. E mi dice, senta, lei scrive, io mi sono accorta leggendo il suo libro che Antonia si è salvata anche stando a Olai, anche se non è immigrata. E Come si fa? che lei pensa che io me la potrò cavare anche stando a Carbonia? Io mi sono sentita gelare, però le ho risposto, si parlava di parco geominerario, io ci credo molto, anche perché ho scritto Scavi, un testo sulle miniere dove parlo della vita di una cernitrice, un testo teatrale, e io ho detto, io credo di sì, io credo, tu laureati, studia molto, vedrai, si aprirà il parco geominerario, si apriranno possibilità di lavoro, e insomma mi sento, diciamo, abbastanza in colpa. Grazie, grazie Mariangela Stedda, grazie molte, anche perché questa storia delle donne immigrate, delle tante donne immigrate che ha citato, poi chiudo un po' il cerchio perché ci fa tornare da Serafina Magia, che proprio anche quando è stata eletta aveva detto che di voler puntare anche sulle donne immigrate per rivitalizzare anche l'immigrazione, no? Quindi chiudiamo un po' il cerchio, però so, se Mariangela Stedda vuole restare con noi, che c'è qualche intervento e chiudiamo con qualche intervento del pubblico perché siamo arrivati più o meno alla fine del dibattito. Dire una cosa al sindaco di Asuni, Gliela che può dire? nell'87 io ho scritto un articolo su CNUSA tirando le somme di una manifestazione multimediale che avevo portato a Gavoi con il contributo di tutti i gavoesi, da sola non avrei fatto certo nulla, e dicevo per la creazione di un centro multimediale di creare anche un centro di documentazione sull'immigrazione in Argentina, ma non per piangerci addosso, perché era tempo di fare cultura sull'immigrazione, incoraggiando ricerche di giovani, di storici, dall'una e dall'altra parte, dai sardi in Argentina, dei figli dei discendenti sardi in Argentina e dei sardi che si interessavano alle vicende dell'immigrazione qui, e quindi mi fa molto piacere che si apra il Museo di Asuni. Prego, chi vuole intervenire? Sì, c'era qualcuno, prego. Non c'entra nulla, volevo ricordare un figlio di immigrati sardi su Piemonte, Saragat, presidente. Certo. Il nonno è il padre era sanluresi. Giustamente, Sanluresi. Ah, lo sapevo, sì, sì. Lo sapevo. Prego. Saragatto, vero? Si chiamava. Ah, Saragat. Ah. Era Saragat, no, credevo se lo avessero tagliato dopo come i francesi. Sì. Buonasera, mi occupo di immigrazione da 40 anni. Ho fatto, mi chiamo Gianni De Candia e per 40 anni insieme ad altri colleghi abbiamo fatto il Messaggero Sardo, che ha rappresentato il vero cordone ombelicale tra la Sardegna e i sardi nel mondo, perché manteneva uniti quei sardi alla Sardegna e i sardi delle varie realtà tra di loro. Ecco, Serafina fa vedere un libro che ho scritto in cui racconto 40 anni di storia di questa cooperativa e soprattutto della storia dell'immigrazione sarda. Noi in 40 anni abbiamo accumulato una quantità enorme di materiale, probabilmente il giacimento più importante e più cospicuo della storia dell'immigrazione sarda di questi 50 anni. Questo materiale è stato riconosciuto di valore storico dal Ministero dei Beni Culturali e si trova attualmente depositato all'Archivio di Stato. Non vorrei che diventasse carta per topi e mi auguro che ci sia un minimo di sensibilità da parte delle istituzioni perché si riesca a mettere mano a riordinare questo documento. Ci sono lì centinaia, migliaia di lettere di cui racconta anche la dottoressa, ci sono migliaia di poesie scritte dai sardi in tutto il mondo, ci sono 2000 disegni di Puzzolo, di Franco Puzzolo,
più di 10.000 fotografie, quindi è un giacimento enorme. Ci sono tutti i documenti, o la maggior parte dei documenti delle attività fatte dai circoli e dalle federazioni di circoli e dalle leghe di circoli che sono andati dispersi. Vorrei raccontare 2 aneddoti perché me l'ha ricordati la signora. Quelli che emigravano verso, cioè diciamo questo, che l'emigrazione, la Sardegna è stata la regione più sensibile ai problemi dell'emigrazione. Per prima, negli anni 60, si è data una legge, o perlomeno ha destinato attraverso il Fondo Sociale delle risorse per sostenere l'organizzazione dell'emigrazione, però considerava immigrati soltanto quelli in Italia e in Europa. Quelli che sono emigrati, che erano emigrati prima, verso le Americhe, sono stati rimossi. Soltanto alla fine degli anni 70 è stato ripreso questo rapporto. La signora diceva che prima si emigrava in terza classe, no, si emigrava anche da clandestini nelle navi, no, ma senza nessun tipo di passaporto. I transatlantici arrivati vicino alle coste del Maine accostavano, buttavano in mare tutti questi clandestini che raggiungevano le spiagge a nuoto. Chi si salvava, chi moriva, moriva. Le spiagge erano piene di disperati, come capita oggi di vedere a Lampedusa e in altre zone. C'era un altro episodio delle donne. Il ruolo delle donne in immigrazione è stato importantissimo, disconosciuto. Quando si doveva emigrare nel dopoguerra, negli anni 50, uomini in cambio di carbone e via di seguito, quando si è aperta quella strada dell'immigrazione verso l'Europa, si doveva superare un esame, anzi più di un esame. Prima veniva fatta una selezione delle persone all'ufficio del lavoro a Cagliari, poi quelli che venivano selezionati, avevano quindi i requisiti, venivano mandati o a Milano o a Verona, secondo la destinazione. Chi doveva andare in Germania passava per Verona, chi doveva andare verso l'altra parte d'Europa passava per Milano. E spesso gli uomini non superavano l'esame, soprattutto era un esame di fisico, perché molti venivano dalle zone delle miniere, avevano la silicosi, e riuscivano invece a superare l'esame le donne, quindi emigrava la moglie e richiamava il marito. Comunque grazie, complimenti per l'iniziativa, speriamo che non sia una rondine, visto che siamo in primavera questa, e che dell'emigrazione non si dimentichi e non ci si dimentichi. Dico un dato: nel 31 dicembre del 71, secondo un dato ufficiale del Ministero degli Esteri, perché allora venivano censiti, i sardi fuori dalla Sardegna, censiti dal Ministero degli Esteri, erano 288.000, di cui più di 220.000 in Europa, il che significa che il Ministero degli Esteri non considerava tutti quelli che erano in America Latina, che erano altrettanti, e non considerava quelli che erano in Italia, che erano il doppio di quelli che erano fuori dall'Italia. Quindi c'è un'altra Sardegna fuori dalla Sardegna che rappresenta una vera risorsa se la sappiamo coinvolgere e sfruttare. Grazie e buon lavoro. Grazie. Grazie a molte. Prego. Poi tu chiudi? Dici una cosa? Sono Eugenio Ru, molti mi conoscono e anch'io ho seguito per lungo tempo l'emigrazione, non per 40 anni, ma per 30 anni sì, dagli anni 60, 70, 80. Negli anni 60 soprattutto scrivendo sull'Unità, su Rinascita Sarda, di cui ero relatore, ho tutta la collezione completa, è possibile verificare le esperienze di quel tempo. Negli anni 70 più da vicino, andando anche nei luoghi dell'emigrazione, e negli anni 80 ancor più da consigliere regionale. Sono stato quasi dappertutto, fuorché in Europa. Ho girato a tappeto, si può dire, la Germania, la Francia, il Belgio, la Danimarca, l'Inghilterra, e ho conosciuto situazioni speciali.
ricordo, tu hai detto Copenaghen prima, carissima Mariangela, della quale ho il libro, abbiamo il libro, i libri, e Antonello De Candia, carissimo amico. A Copenaghen ricordo, passiamo nella strada principale e era ora di andare a mangiare. Entriamo, vediamo un ristorante, un bel ristorante, entro e chi erano? I gestori di Mogoro, del mio paese di origine, che ci accolgono e ci danno da mangiare gratis. In Francia, per dire quante occasioni, in Francia, a Parigi conosco, vicino al circolo degli emigrati, conosco uno di Morgongiori. E cos'era? Cos'era diventato? Era partito che era nessuno, era diventato un robusto imprenditore edile a Parigi, uno di Morgongiori, e a Colonia, a Francoforte ho conosciuto casi analoghi di gente impegnata nel pubblico impiego, inserita, integrata. Ho conosciuto uno che ha fatto il pugile e così via, potrei raccontare tante cose. E vorrei anche parlare di un altro aspetto dell'emigrazione, l'emigrazione interna, cioè verso la stessa Sardegna. Io ho vissuto a Carbonia l'adolescenza, sino alla terza liceo, perché mio padre lavorava da minatore a Serbario ed era figlio di un minatore già contadino di Bugerru. Mio padre è nato a Bugerru nel 6, 2 anni dopo i famosi moti, e aveva sposato mio nonno, minatore a Bugerru, una donna di Carloforte dal nome abbastanza frequente, Rombi, che rappresentava una delle quelle tante ragazze che raccoglievano il minerale, spurgavano il minerale. Ecco, per dire queste storie di grande umanità, di nobiltà di vita, io ho vissuto, ricordo con passione, con commozione, per questo ho voluto parlare, l'esperienza dell'emigrazione, un'umanità ricca, un'umanità nobile, produttrice di ricchezza intellettuale, non solo materiale. Grazie. Grazie mille. No, non c'è problema. C'è qualcun altro che vuole dire qualcosa? Se no ci avviamo alla conclusione. Possiamo chiudere. Allora, chiudiamo ringraziando tutti per l'ospitalità, ringraziamo l'organizzazione, ringraziamo tutti voi che avete partecipato per la pazienza che avete avuto per seguirci fino alla fine. C'è una pausa e poi c'è il concerto a partire dalle 20:30 con moltissimi artisti, quindi la festa continua. Buona festa a tutti.